Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nella settimana dell'addio al suo mito Gigi Riva, il Cagliari è chiamato a cercare il rescatto tra le mura casalinghe dopo la sonora sconfitta con il Frosinone contro un Torino che in trasferta non brilla come in Piemonte. Io sono Andrea Sanna e in collegamento telefonico pronto a farci immergere nella partita con i suoi 3 minuti di cronaca abbiamo Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buonasera Andrea, ben trovato. Oggi giornata naturalmente speciale, la settimana dell'addio del mito Gigi Riva, lo stadio pullula di affetto per ricordare il grande campione che ci ha purtroppo lasciato all'inizio di questa settimana. Vitto, hai qualche parola per descrivere, anche velocemente? Certo, ci sarebbe da parlare davvero per giorni di Gigi Riva, esatto. Ma sarebbe bello sentire una tua introduzione. Ma sai, è qualcosa che non scompare. Per sempre Gigi Riva c'è scritto di fronte al posto del solito slogan una terra, un popolo, una squadra. Effettivamente quella terra, quel popolo e quella squadra sono nati, se vogliamo, nella loro compattezza proprio con Gigi Riva. Quindi è giusto che quest'oggi Gigi Riva prenda il posto di quello slogan, che è un po' il frutto di quella squadra, del suo operato, di quello che lui ha fatto. È stata l'unica occasione, lo abbiamo detto più volte in questi giorni, in cui i sardi sono sentiti uniti e lo hanno fatto intorno a un pallone, intorno a un uomo, intorno a una squadra, e da lì un esempio, quell'esempio raccontato molto bene nelle parole di Piero Marras quando Gigi Riva tornerà, raccontato da moltissimi storici che dicono fino a quel momento si parlava di storie di sardi e non di storia di Sardegna. Insomma, tanti interventi in merito a questo tema. Riva è l'unità, Riva è l'anima dell'unità della Sardegna, rimarrà tale, non scompare, è una scomparsa fisica quella di Riva e diventerà ancora più leggendario, ancora più grande nell'immaginario collettivo, ancora più raccontato, ancora più devoto il popolo sardo a quello che lui ha fatto, perché sintetizza quei valori che sono poi i valori dello sport. E sarà bene magari riuscire a istituzionalizzare tutto questo per raccontare Riva e raccontando Riva per poter insegnare quelli che sono i valori dello sport. Credo che questo sia l'elemento dominante. Per quanto riguarda il ritorno in campo, c'è un dato curioso: dopo lo scudetto il Cagliari, dopo la matematica, il matematico scudetto, praticamente la settimana dopo, il 12 aprile, il Cagliari giocò a Torino contro il Granata, e in quel caso i sardi conquistarono il Piemonte. Era proprio l'esatto contrario, e conquistarono il Piemonte anche sul campo, perché poi la squadra vinse nettamente, ma era uno stadio tutto rossoblu, e anche quest'oggi è uno stadio tutto rossoblu, perché lo vedremo anche domani, credo, un po' in tutti gli stadi. Riva è vero che ha lottato da sardo contro tutti gli altri popoli, ma tutti gli altri popoli ne hanno riconosciuto il valore e lo hanno apprezzato quando poi, come facevano i greci, come facevano Sparta e Atene, si combattevano tra di loro, ma quando dovevano combattere contro altri nemici esterni si univano. Riva si univa ai nemici interni, a quelle squadre che ha combattuto, alle grandi squadre del nord, per diventare il bomber della nazionale. E che bomber della nazionale, ancora raggiunto, epico, anche lì inarrivabile. Quindi sono convintissimo che in ogni campo ci sarà un tributo per lui, e oggi abbiamo uno spicchio di curva Granata che è meraviglioso. Sarebbe bello ecco perché dico che Riva è lo sport, sarebbe bello ogni volta vedere queste cose. C'è uno striscione che recita: addio campione Gigi Riva, Sardegna Granata. Quindi pensate un po', oggi non ci sono le rivalità, oggi non ci sono le distinzioni. Oggi Riva riesce a unire anche i tifosi delle due parti. Chiaramente poi c'è la partita, ma la partita è un gioco, la partita è un confronto, la partita non è uno scontro, è un confronto, è il confronto tra le qualità di una squadra e le qualità di un'altra nel tentativo di vincere. Speriamo che l'impatto emotivo dei nostri ragazzi non condizioni negativamente, ma anzi sia una spinta per poter giocare meglio contro un Torino che, come hai detto tu, magari lontano da casa non è al massimo rendimento, ma è sempre insidioso, è una squadra, giocano di insieme, Juric li ha messi insieme, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti.
È una squadra operaia poi il Torino, una squadra che in Milan Juric nella sua filosofia ritrova anche la sua compattezza e i suoi valori maggiori. Pensate, 10 clean sheet da parte di Milinkovic-Savic, terzo solamente a Inter e Juventus, conseguentemente a ciò è un dato fondamentale quello per quanto riguarda l'estremo difensore granata. Una giornata, come ha detto bene Davito, particolare, che riunisce un po' tutte, oltre alle distinzioni di regione c'è stata anche, Vito, un'unione anche di generazioni, perché anche chi non ha vissuto Riva l'ha vissuto tramite il racconto di altri, e in questo comunque è stato molto emozionato dal vederlo andare via. Guarda, io sono scappato dalla classe l'altro ieri perché non volevo farlo io. I bambini mi hanno chiesto di poter o disegnare o parlare di Riva, i bambini me l'hanno chiesto loro. Io anche per preservarmi, per evitare di fare brutte figure di fronte a loro, ci avevo pensato ma non volevo farlo. Chiaramente li ho dovuti accontentare. Tra i tanti temi ce n'è stato uno che mi ha colpito, perché non si è soffermato a parlarmi di Riva, dei gol, delle rovesciate, delle altre cose. Si è fermato a parlare di Riva, che non è mai andato via dalla Sardegna, che è stato sempre uno di noi, che non si è fatto, cioè un mammino che ti racconta queste cose è una meraviglia straordinaria. Sono scappato dalla classe, lo ammetto, perché mi stava scappando il pianto e ho dovuto nasconderlo, insomma. Sono questi valori che poi sono importanti da trasmettere alle nuove generazioni, ed è bellissimo che in una situazione così triste per tutta la città di Cagliari, ma la Sardegna e l'Italia, come abbiamo detto in generale, si riesca anche a vedere questa anche allineamento alle tradizioni, allineamento ai colori in un periodo storico che a seconda dei momenti ha avuto anche difficoltà a riportare il tifo nelle piazze più piccole, nelle piazze meno abbienti, mettiamola così, e questo è un grande dato che magari trascende anche il tempo e riesce a passare dagli anni 60 a 70 a oggi con una facilità impressionante. Andiamo a concentrarci. È un po' come i classici, Andrea, cioè in tempi antichi si usavano i libri classici per insegnare a scuola, si utilizzava l'Odissea, si utilizzava l'Iliade, si utilizzava la Bibbia per poter insegnare a scuola. Oggi potremmo dire che per insegnare sport e lealtà potremmo utilizzare la storia di Gigi Riva, perché sarebbe la stessa cosa. Cioè, se noi portiamo semplicemente la storia di Gigi Riva e la spieghiamo per bene dentro le scuole, stiamo già facendo una lezione completa di quelli che sono i valori sportivi. Assolutamente d'accordo con te, Vitto. Davvero una figura incredibile che trascende colori, trascende tempi e trascende davvero tutte le barriere che si possono immaginare, che poi molto spesso ci imponiamo anche in modo troppo esagerato nella distinzione in quelli che poi effettivamente siamo, in quelli che poi rappresentiamo e nei valori che vogliamo portare avanti. Vitto, torniamo a parlare della partita e le formazioni. Andiamo alle formazioni, perché poi oggi Ranieri continua nella sua originalità. In partenza Goldaniga, neanche convocato. Ecco che il Cagliari perde un terzo giocatore in questo mercato, invece di acquistarne ne sta perdendo, perché sono partiti, anzi sarebbe il quarto, ha rescisso Capradossi, è andato via Gaston Pereiro, è in partenza Goldaniga, si è infortunato Mancosu. Abbiamo perso 4 giocatori a gennaio per adesso e non abbiamo acquisito neanche uno. Giochiamo con tutti gli acquisti dell'estate, quindi, come dire, sono passati 4 mesi, si sono ambientati, ora vediamo se gli acquisti che abbiamo fatto sono acquisti di bontà. E quindi formazione: Scuffetti tra i pali, nuovo acquisto, Astidiakos, Dossena e Vietesca, 2 nuovi acquisti su 3, Zappa, Macumbu, Suleiman e Azzi, Suleiman nuovo acquisto, Nandez e Janko nuovo acquisto, Petagna nuovo acquisto. Insomma, è la squadra costruita con il mercato estivo, e vedremo il suo impatto contro il Torino, un Torino che gioca con Milinkovic-Savic tra i pali, difesa che è da costruire. Probabilmente Lazzaro andrà a destra con 2 centrali, Buongiorno e Rodriguez, che peraltro prima giocava esterno, a sinistra ci sarà Bellanova, e poi per quanto riguarda il resto andiamo a vedere il centrocampo. Ricci è il playmaker, i 2 interni sono Tamese e Linetti, il trequartista è Vlasic, i 2 attaccanti Zapata e con lui Sanabria. Quindi, come vedete, Torino che è tutt'altro che difensivista, ma con 2 attaccanti, Sanabria e con Vlasic,
alle loro spalle. Torino anche in difficoltà in difesa, probabilmente Vito si passerà una difesa a 3 con l'adattamento di Tamese nei 3 dietro, perché ultimamente Riccardo Rodriguez sta facendo il braccetto di sinistra che unisce un po' il reparto difensivo dei Granata, e quindi probabilmente Tamese, nonostante sia un centrocampista di ruolo, sarà chiamato a ruoli maggiormente difensivi. Vedremo se poi effettivamente sarà così nella partita. Due squadre che un po' si equivalgono quasi, diciamo così, con il Torino che schiera 2 punte di peso, mentre il Cagliari ha 2 giocatori dietro la punta, 2 filosofie simili. Pensi in una partita equilibrata sin da subito? Penso una partita che devo assolutamente leggere. Una formazione nuova come questa che ha messo Ranieri merita di essere almeno vista all'impatto. Dobbiamo anche dire che forse Ranieri ha pensato anche veramente all'impatto emotivo, e quindi ha messo giocatori stranieri che forse sono meno coinvolti di quelli che magari conoscono. Cioè, ad esempio, io avrei messo tutta la vita Pavoletti per quello che ha vissuto, ad esempio. Potrebbe anche essere questa la valutazione, più stranieri possibili. Andiamo a vedere la formazione del Cagliari, ci sono Arzidiakos, Vietesca, Macumbu, Suleiman, Azzi per metà, e poi Nandes, Janko, tutti stranieri, quindi potrebbe anche essere questa l'interpretazione. Cerchiamo di non farci coinvolgere esageratamente in quello che è il clima emotivo della partita. Ci scrive Luigi al nostro 340-5186036, ricordo il numero WhatsApp per comunicare con noi in studio. Ciao, onoriamo Gigi. Speriamo davvero sia così, e speriamo che i giocatori in campo, anche se come detto da Vito magari un po' meno coinvolti dal punto di vista personale, perché un po' più lontani dalla storia che si è fatta in Sardegna, e anche meno abituati all'ambiente che si respira qua e all'importanza di Gigi Riva all'interno del Cagliari, potrebbero essere un po' più, diciamo, tranquilli nell'esecuzione degli ordini impartiti da Ranieri. Un Ranieri che deve cercare di trovare un altro successo in casa dopo la scorsa sconfitta con il Frosinone. Vito, c'è bisogno di rialzarsi, anche perché il 3-1 ha fatto male soprattutto dal punto di vista morale nei tifosi. Sì, però lo stacco c'è stato, e quindi adesso bisogna sfruttarlo. Questo non bisogna andare a Riva solamente oggi. Riva in qualche modo ci ha quasi distratto da quelli che erano i malagni del campionato, e adesso bisogna ripartire da zero, ripartire proprio dopo questa situazione, e cercare di farlo nel modo migliore, cercare di interpretare lo spirito che abbiamo acquisito, le lezioni che abbiamo dovuto vivere forzatamente. Parlo solo di chi non le conosceva, per ripartire, ma non per onorare Riva oggi, per onorare il Cagliari di Riva, sempre il Cagliari che Riva voleva. Quindi in questo senso secondo me dobbiamo assolutamente seguire un po' l'onda e cercare di rimanere sincronizzati su quell'aspetto, sull'aspetto legato a questa squadra e al suo valore. Ma chiaramente non basta una partita, questa partita è la partita della ripresa, è distante da Frosinone veramente un mare di pianto, e quindi andiamo a viverla come se fosse l'inizio di un nuovo campionato. Vedremo se sarà così, se sarà l'inizio di una nuova era. Dal punto di vista tattico, Vito, Ranieri, come detto, schiera una formazione un po' diversa, ma troviamo forse la conferma di quanto visto la scorsa settimana, la promozione di Azzi e l'affiancamento di un giocatore che possa aiutarla a coprire soprattutto nei compiti maggiormente difensivi. In questo caso crediamo sia Arzidiakos, che ha fatto già questo ruolo da libero in varie altre partite. La pensi che tu così? Sì, potrebbe anche essere così, ma dobbiamo aspettarci di tutto. Ranieri, considerato che la volta scorsa ha schierato addirittura Zappa nel ruolo di centrale, quindi insomma aspettiamo la partita. Ora Andrea, scusa se ora passiamo veramente alla commemorazione, perché stanno per entrare le squadre in campo, il pubblico è tutto in piedi ad applaudire l'immagine di Riva nel maxi schermo. Vi racconto quello che si vive qua, tutti in piedi. Chiaramente c'è la famiglia di Gigi con Nicola, che è diventato un po' il capofamiglia, passatemi il termine, il simbolo anche di colui che ha riconsegnato Riva alla gente comune dopo al termine della messa. Apprezzatissimo il suo intervento da capofamiglia. Riva sarebbe stato Gigi onoratissimo di un intervento di Nicola di questo tipo, e credo che lui lo stia rappresentando nel modo migliore in tutti questi momenti. Pubblico in piedi, l'applauso non si interrompe, continua, continuerebbe per sempre. Noi abbiamo visto il bagno di folla, le 30.000 persone al suo funerale. Ci sono scritte, lo vediamo dagli schermi fatti su un foglio, a capire
un po' come tutto nasce spontaneamente, un foglio A4, un pennarello e grazie, e quindi sì, è tutto molto bello e continuerà ancora fino all'inizio della partita, fino al fischio iniziale, con tutto il minuto di raccoglimento, quindi niente, molto bello. Guardate un altro striscione nello spicchio del Torino. Ciao Gigi Riva. E un altro messaggio della curva opposta, quindi ripeto, tutto molto bello, veramente molto bello, e aspettiamo di vedere anche l'omaggio della curva nord, che ha preparato 2 grandi striscioni che in questo momento sono voltati dall'altra parte, e la sua dedica chiaramente sarà per loro. C'è un altro striscione come te nessuno mai, questo è nella zona, nella curva sud, sono alzati tutti in piedi in questo momento anche in questo caso. Applausi per il Torino, devo dire, da parte di tutti i tifosi della Sud, probabilmente una cosa unica, non abbiamo mai visto una cosa del genere, la Sud che applaude lo spicchio dei tifosi ospiti. I miracoli sono questi. Non è un giorno come un altro. E nascono con le gesta degli uomini. Assolutamente sì, Vito, assolutamente sì. Non è un giorno come un altro per nessuno, per i tifosi di entrambe le squadre, anche se naturalmente l'Unipol Domus è molto più provata e si sente anche bello il rumore dello stadio, lo lascerei. Ma infatti lasciamolo. Gli applausi che si aprono, si chiudono, ritornano, insomma è un momento delicatissimo, tanto intenso. Ripeto, poi ci sarà la partita, ne abbiamo accennato, la partita, il calcio continuerà così Gigi avrebbe voluto, così Gigi si aspetta. Hai detto bene prima, bisogna onorarlo, ma non solamente con la partita di oggi, bisogna onorare questi valori, bisogna ricordarseli, forse bisogna fare in modo che mettiamoci un appunto nel calendario e rinnoviamo ogni settimana questo ricordo, perché il calcio è più bello così, anche dopo il Torino e il Cagliari si affronteranno, si misureranno, uno tenterà di battere l'altro, ma con tutti questi grandi valori che lo sport insegna. Assolutamente sì, davvero una partita che sta per iniziare, che forse nonostante valga 3 punti, forse vale solo 3 punti effettivamente per quello che poi si sta provando all'interno dello stadio, fuori dallo stadio, per gli ascoltatori che ci stanno seguendo anche oggi. A proposito, ci ha scritto come sempre il nostro Alessio: Forza Castedu, con la foto direttamente dalla Nord, per uno stadio davvero in emozione, perché si sta salutando comunque la leggenda di questo Cagliari, l'uomo che è riuscito anche a legarci con il resto d'Italia, se poi vogliamo dire così, nonostante le battaglie, come ha detto bene da Vittorio. È un mix di questioni, un mix di emozioni che sono molto forti alla vigilia di questo Cagliari di Torino. Scusami se ti interrompo, Andrea, perché qui succede qualcosa di meraviglioso. C'è la tribù dei distinti che praticamente si è colorata con le squadre che sono entrate in campo mentre suonano le note di Piero Marras, che ebbe un intuito straordinario quando, pensate, 30 anni fa, pensando al nostro Godot dei Sardi, non riuscì a trovare nessun altro come Riva che era stato capace di unire il popolo sardo, e quindi nel pensare a qualcuno che potesse tornare per riuscire a darci una dignità, un orgoglio, un riscatto, ha pensato nuovamente al ritorno di Riva, quando Riva sarebbe tornato, e Riva è andato via dai campi relativamente da poco tempo, perché non erano passati neanche 10 anni, però Piero ebbe questo intuito, questo grande intuito, e questa canzone è un tributo all'intuito del grande artista, al Gigi Riva dei musicisti o dei cantanti sardi, che in qualche modo anche lui ha portato poi la sardità in giro per l'Italia con i suoi brani, con la sua arte, insieme ad altri artisti chiaramente che insieme a lui meritano la scena, Maria Carta per i cittadini più grandi, Tazzenda, Andrea Parodi. Ecco, in questo clima c'è la squadra in mezzo al campo che sta vivendo la canzone, non c'è il minuto di silenzio, non c'è l'inno della Lega, c'è praticamente Gigi Riva e basta, solamente Gigi Riva.
Eh sì, oggi non c'è nessun'altra questione che può essere minimamente paragonata all'importanza dell'uomo che è stato Gigi Riva, e che oggi lo stadio Cagliari, dopo averlo salutato in massa nella onoranza funebre, è andato a onorarlo anche allo stadio con uno stadio pieno e una coreografia davvero importante, ma in un clima di sport e di unione che è davvero la base dei valori che Gigi Riva poi ci ha insegnato e ha insegnato a questa tifoseria e anche le generazioni che poi sono venute dopo e sono nate già con il mito di Gigi Riva, già con i propri genitori, i propri nonni che gliene parlavano. Vito, noi ci siamo quasi, vuoi aggiungere qualcosa prima di mandare il nostro inno e poi iniziare tra poco con la diretta della partita? Sì, no, non voglio dire niente, tra poco inizia la partita, ci caleremo in quel ruolo, caleremo nuovamente in quella maglia, la sua ombra, il suo sole, la sua luce ci sarà sempre, perché ripeto, Riva è Sapienza Sardegna, lo aveva già detto il professor Casula, aveva in una sua detto più volte, il 12 aprile 1970 è Sapienza Sardegna, forse quella vera, dove il Cagliari effettivamente era diventato, si era riscattato agli occhi del mondo. A te, Andrea. Eh sì, e noi mandiamo il nostro fantastico inno prima di iniziare il commento di Cagliari Torino. Salza il vento sulla terra, soffia pietra rosso e blu, di corazze di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari, la nostra patria, Cagliari sei troppo e buona, e la mia squadra bravo in più e lotterà. Castello canterà. Il nostro magico inno che risuona come sempre prima delle partite del Cagliari, oggi è risuonato anche allo stadio, è stato trasmesso per quanto riguarda la celebrazione di Gigi Riva, l'inno di Simone Pittau, davvero commovente, deve essere stato davvero un'emozione da brividi viverla allo stadio. Andiamo a vedere un po' anche le altre partite che seguiremo in questa serata, nella serata che apre la 22esima giornata di Serie A. Si gioca in Olanda, Germania, e in Serie B fino a questo momento, poi alle 21 inizieranno degli altri match. In Olanda si gioca tra Zwolle e Vitesse, il parziale vede lo Zwolle in vantaggio per 1-0 quando siamo praticamente alla fine del primo tempo regolamentare. Il gol è stato siglato al 16esimo da Reinders, un omonimo del giocatore che milita nel Milan e che noi abbiamo già affrontato in questo campionato. Le altre partite che sono già iniziate, si trova entrambe praticamente al 14esimo, sono iniziate verso le 20:30, Francoforte contro Mainz per quanto riguarda la Bundesliga tedesca, e invece per la Serie B si danno battaglia Catanzaro e Palermo. Andremo a vedere poi nello specifico tutte quante le statistiche che riguardano questi campionati. Intanto qualche minuto fa è iniziato il minuto di silenzio allo stadio Unipol Domus per la scomparsa di Gigi Riva, con le squadre che si sono riunite al centro del campo e hanno onorato la memoria di un uomo che ha fatto della Sardegna un qualcosa di più rispetto a quello che era prima del suo arrivo, e speriamo che ci possa essere, anche se è difficile che arrivi mai una persona di quel calibro. Quando Gigi Riva tornerà saremo davvero un popolo più felice, davvero la tristezza negli occhi dei tanti presenti allo stadio, il ricordo, l'emozione anche in casa
campo, soprattutto per magari i giocatori italiani che hanno vissuto di più il mito di Gigi Riva, perché ricordiamolo, oltre al punto di vista umano, allo spessore dell'uomo che era il nostro Gigi, anche dal punto di vista calcistico è uno di quei giocatori che ha fatto la storia del calcio, più grande capocannoniere della nazionale si è scontato, ma andiamo a capire un po' come, in quante presenze l'ha fatte, perché sono più di 20 gol, se non sbaglio 28 in 35 presenze, sono quasi numeri da top player dei giorni nostri, in cui il calcio è letteralmente un altro sport rispetto a quello degli anni 70. Anche questo fa capire l'impatto avuto dall'uomo Gigi Riva in questa società, anche a livello proprio numerico, vedendo il lato meno importante naturalmente di tutta la questione. Vediamo un po' i confronti tra le due squadre, perché comunque oggi si affrontano Cagliari e Torino all'Unipol Domus. Sono 93 i precedenti tra le due compagini, dove sono arrivate 26 vittorie rossoblù, 32 pareggi e 35 vittorie granata. In casa il bilancio è più favorevole ai sardi, con 45 partite giocate, 17 vittorie, 19 pareggi e 9 sconfitte. Il Cagliari ha vinto l'ultimo match disputato in Sardegna il 27 giugno del 2020 per 4-2, con le reti di Nandes, Simeone, Nengolan e João Pedro per i rossoblù e di Belotti e Bremer per i granata. Questi un po' i dati velocemente su quanto riguarda gli scontri passati tra Cagliari e Torino, due squadre che si assomigliano. Un Torino che sta facendo decisamente un campionato ottimo, una squadra molto solida dal punto di vista difensivo, che sta riuscendo a sfruttare bene i due d'attacco dopo un periodo non proprio eccelso di adattamento anche alla tipologia di giocata, e vedremo un po' se oggi sarà una di quelle squadre difficili da affrontare, che ha messo in difficoltà che metterà in difficoltà il Cagliari, o se la squadra di Ranieri si è attrezzata a dovere per affrontare una formazione di Juric che fuori dalle mura amiche, come detto, ha raccolto veramente poco in questa stagione. Andiamo a vedere anche chi sarà il direttore di gara dell'incontro, il signor Colombo, Andrea Colombo, della sezione di Como, alla 24esima direzione in assoluto nella massima serie. Ha diretto il Cagliari in una sola occasione, la semifinale playoff della scorsa stagione contro il Parma, terminata per 3-2 grazie all'incredibile prestazione di Zito Lovumbo. Questa è l'unica partita che fino a questo momento è stata arbitrata dal signor Colombo, quindi per ora una vittoria su 1, mentre ha arbitrato il Torino in 4 occasioni, in cui sono arrivate 2 pareggi e 2 sconfitte, quindi granata che non hanno mai vinto sotto la sua direzione. È la 9ª stagionale in Serie A e nelle precedenti 8 ha maturato una media di 5,62 cartellini gialli a partita, con un doppio giallo e un rosso. Ha fischiato appena un rigore in 8 match. Questi i dati per quanto riguarda il direttore di gara Colombo. Gli assistenti saranno i signori Bindoni e Tegoni, quarto ufficiale Zufferli, al VAR sarà il signor Di Paolo, con l'aiuto VAR invece di Guida, arbitro decisamente più esperto, che vedremo se riuscirà a coadiuvare bene i suoi colleghi nella direzione di una partita che deve essere a sto punto impeccabile, visto anche il polverone che si è alzato in settimana su tutta la questione arbitri, con lo scoop delle Iene che è andato un po' a minare il sistema arbitri dall'interno. Ci sono state anche varie proteste da parte delle parti più alte della federazione. Vedremo come si concluderà nelle prossime settimane, ma sicuramente la lente di ingrandimento ora è ancora di più nei confronti dei direttori di gara, un po' tutti, assistenti, VAR e arbitro in primis. Noi siamo pronti per il primo collegamento di questa serata, allora non indugiamo oltre, andiamo dal nostro Vittorio Sanna. 3 minuti 10, 0-0 il punteggio e silenzio assordante all'Unipol Domus, con la curva in silenzio, con lo striscione voltato. Penso di aver intuito che all'11° minuto probabilmente lo striscione verrà voltato e ci sarà anche l'urlo del pubblico a ricordare Riva. Nel frattempo il pressing di Suleimana su un intervento al danno di un giocatore del Torino, rimangono a terra entrambi, scontro di gioco. Colombo dice di mettere fuori la palla perché possano essere soccorsi. Linetti con Suleimana sono i 2 giocatori che sono rimasti contusi. Nel frattempo ne approfitto da Andrea per dirti che probabilmente nell'organico del nostro inno, quello che hai citato, non è stato trasmesso dallo stadio, ma non per probabilmente il cerimoniale è durato più a lungo di quello che si pensava, cioè a parte la scaletta non c'è, ma giusto per evitare di dare una notizia infondata. Nel frattempo
il gioco sta per riprendere con una rimessa che verrà effettuata, data la palla al Torino da parte del Cagliari, con il recupero da parte di Milinkovic-Savic che porta dentro l'area il suo pallone, lo raccoglie con le mani, si prepara il rilancio lungo, lo porta vicino all'esterno dell'area, c'è Tamese a destra, hai detto bene quando hai intuito la formazione granata. C'è il pallone lungo per Sanabria, al passato dritto, Azzi non rischia, colpisce prima che esca e quindi rimessa con le mani per il Torino all'altezza da tre quarti di destra nella zona d'attacco, il pallone all'indietro nella zona in cui agisce Ricci che dà il centro per Linetti per Tamese indietreggia ancora andando su Buongiorno, da questi il pallone toccato corto per Riccardo Rodriguez, il lancio lungo nel settore di sinistra, troppo lungo per tutti, Scuffette accompagna quasi il pallone dentro la propria area, lo raccoglie e si prepara a rilanciare. 5 minuti e 5 secondi, messo fuori il pallone, c'è qualche problema, vediamo di che si tratta, c'è ancora qualche problema per un giocatore del Cagliari che si è seduto sul campo, è proprio Sulemana che nello scontro scorso probabilmente ha avuto un problema ed ecco che continua a lamentare probabilmente un problema alla caviglia, quindi Cagliari costretto subito a cercare di trovare una soluzione, si sono alzati diversi dalla panchina, chiaramente uno è Prati che potrebbe essere la soluzione immediata, ma c'è anche De Iola, vediamo un po' chi dei due verrà poi mandato in campo, sono proprio Prati e De Iola i due giocatori che hanno iniziato la fase di riscaldamento, visto l'allarme lanciato in questo caso da Sulemana, visto che il gioco è interrotto noi ne approfittiamo per recuperare qualche secondo che utilizzeremo più avanti. 5 minuti e 50, 0-0 il punteggio tra Cagliari e Torino, e linea che torna allo studio. E quindi partenza un po' a rilento per questo match tra Cagliari e Torino che stanno affrontando in questo momento. Già subito un problema per Ranieri, visti gli uomini schierati in campo. Sulemana accusato quindi un dolore alla caviglia, vediamo se sarà immediatamente sostituito. In panchina dal punto di vista dei centrocampisti qualche scelta in più c'è rispetto soprattutto al reparto difensivo, oltre a Prati anche De Iola può essere uno degli indiziati che può andare a sostituire il numero 25 rossoblu. Il fallo effettivamente, lo scontro di gioco c'era e probabilmente è arrivato coi tacchetti su Sulemana, e per questo il nostro giocatore è quello che ha avuto la peggio nel confronto con Linetti. L'arbitro non ha ravvisato alcun fallo, ma sta di fatto che comunque Sulemana è costretto un po' a leccarsi le ferite. Vedremo se riuscirà a continuare il match appena iniziato, quindi vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi anche di questa situazione. Andiamo a vedere i precedenti tra i due allenatori. Ranieri ha allenato contro il Torino in 18 occasioni in cui sono arrivate 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Per Juric invece la sfida con il Cagliari è stata battagliata per 13 occasioni in cui sono arrivate 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. I due tecnici si sono affrontati in ben 4 incontri dove sono arrivate un pareggio e 3 vittorie per Ranieri, quindi da questo punto di vista Ranieri ha decisamente vinto il confronto con il collega croato. L'unico pareggio tra l'altro arrivato nella gara d'andata a Torino, la prima di campionato, partita terminata a reti inviolate per 0-0, ma come abbiamo detto il Cagliari è la prima delle partite di Serie A di questo weekend, e allora andiamo a vedere un po' quali saranno i match che si giocheranno tra domani e dopodomani e lunedì, perché comunque lì è troppo bello riuscire a dilazionare tutto quanto, e quindi anche questa settimana ci sarà una gara il lunedì. Già giocherà tra l'altro la Roma che in settimana è volata in Arabia, oltre alle partecipanti alla Supercoppa, per disputare una partita amichevole contro, se non sbaglio, la squadra dell'Al-Hilal, che dovrebbe essere il contratto per questa amichevole dovrebbe essere stato deciso a inizio stagione con lo sponsor proveniente proprio dall'Arabia. Questa la situazione della Roma, che come abbiamo detto giocherà lunedì, ma in questa weekend si parte da domani dopo la partita di oggi del Cagliari. Alle 15 scendono in campo Atalanta e Udinese, alle 18 invece sarà il turno di Juventus e Empoli, alle 20:45 invece primo dei big match di questa giornata, quello tra Milan e Bologna. La 22esima continuerà domenica alle 12:30, Genoa-Lecce si darà una battaglia all'ora di pranzo, mentre alle 15 ci sarà una doppia sfida, un ormai evento quasi raro
trovarlo nel campionato di Serie A, visto che si sta sempre più dilazionando ogni orario per avere una sola partita. Si giocano i due match, Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone alle 18, invece Lazio-Napoli. Concluderà la domenica Fiorentina-Inter, mentre come già detto lunedì Salernitana-Roma sarà l'ultimo match della 22esima. Cagliari-Torino continua a darsi battaglia, per ora non ci sono state grandi occasioni da nessuna delle due parti, un confronto abbastanza paritario. C'è da dire che non c'è la tendenza a tirar via la gamba, c'è una partita molto fisica, due squadre che comunque giocano un calcio massiccio, cercano di chiudere gli spazi, di non far ragionare gli avversari, e per questo non entrano sicuramente con garbo quando c'è da recuperare un pallone in una situazione più o meno importante. Andiamo intanto ad aggiornarvi anche su quanto riguarda la situazione dell'infortunio di Sulemana, perché proprio qualche minuto fa il Torino ha dovuto rimettere nuovamente fuori la palla. Sulemana non ce la fa a continuare e quindi probabilmente verrà sostituito in men che non si dica. Davvero un peccato questa assenza da parte del numero 25, che nello scorso match era riuscito anche a trovare la sua prima rete con la maglia del Cagliari contro il Frosinone. Oggi invece dopo neanche 10 minuti è costretto ad abbandonare il campo, e quindi primo cambio per i rossoblù, fuori Sulemana e dentro Prati. Questa la scelta di Ranieri per sostituire l'infortunato che aveva iniziato il match. Prati, che tra l'altro è stato un'esclusa sorpresa, uno di quei giocatori che ultimamente stava sempre iniziando nell'11 titolare. Oggi invece ha aspettato 10 minuti prima di entrare in campo, e vedremo come sarà il suo impatto sulla gara. Prati, che è uno dei gioiellini del Cagliari, acquistato in estate, forse anche uno degli acquisti che sta rendendo in maniera migliore di tutti quanti. Intanto siamo quasi arrivati al minuto 11, di conseguenza vi diremo anche quale sarà lo striscione che la Curva Nord dedicherà a Gigi Riva, e quindi rimanete incollati, perché tra pochissimo ci sarà lo srotolamento completo appunto dello striscione. Potremo leggere, probabilmente ci sarà anche un minuto in cui lo stadio si alzerà a rendere omaggio alla leggenda, al mito di Gigi Riva, in una partita che sembra davvero un po' surreale. Si è un po' oltre il calcio, con lo stadio che al minuto 11 si è alzato in piedi e ha iniziato a applaudire. Ed era davvero una emozione forte essere all'Unipol Domus oggi a vedere e a poter rendere omaggio a un campione del passato che ha fatto la storia del Cagliari, che ha reso il Cagliari grande, che ci ha reso ancora più orgogliosi. Lo striscione della Nord oggi invece so che era un destino, non abbiamo letto velocemente la seconda parte. Davvero un popolo che si stringe attorno alla figura iconica del grande Gigi Riva, che è stato e sarà sempre un uomo simbolo di tutta Cagliari, di tutta la Sardegna. La seconda parte so che stavo andando a casa mia, oggi invece so che era destino, so che stavo andando a casa mia. Davvero uno striscione toccante da parte della Curva Nord, con la partita che è stata interrotta per appunto rendere omaggio per un intero minuto alla leggenda del Cagliari. È giusto anche così, è giusto che lo sport si faccia, la competizione, i risultati possono far parte di una serata, ma non devono essere la cosa principale, soprattutto quando c'è un'emozione così grande che deve essere gestita da parte di un intero popolo che nell'ultima settimana ha perso colui che gli aveva fatto alzare la testa in tempi non sospetti, quando nessuno aveva neanche l'intenzione di venirci qua in Sardegna, visto che si parlava solo di banditi e pastori. Oggi è una trasmissione più difficile del solito da fare, effettivamente, parlando di temi così importanti, ma è normale essere comunque emozionati quando si parla di un giocatore, di un uomo, di un simbolo tale come può essere stato Gigi Riva per il Cagliari. Intanto cambiano i risultati in giro per l'Europa. In Serie B si è sbloccata la partita tra Catanzaro e Palermo. Al 27esimo il vantaggio della squadra di casa del Catanzaro, che quindi va
va sull'1-0, va avanti contro i rosanero, e vedremo se riuscirà poi effettivamente a portare a casa il match. La rete al 29esimo, come detto, da parte di Biasci, con il Catanzaro che sta svolgendo un buon campionato. Con questa vittoria supererebbe proprio la squadra siciliana, si porterebbe al sesto posto con 36 punti, col Palermo che appunto con 35 lunghezze perderebbe una posizione in classifica. Vedremo se sarà così, vedremo se continuerà il vantaggio da parte dei padroni di casa. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo un attimo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo per commentare insieme questo Cagliari Torino. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brutto metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo seguendo il match tra Cagliari e Torino, una partita per ora davvero equilibrata. Vi abbiamo parlato dell'infortunio purtroppo di Sulemana, che ha lasciato il posto a Prati, quindi già primo cambio utilizzato per la squadra dei Ranieri, una squadra dei Ranieri che cerca di ripartire velocemente, di sfruttare la grande abilità di Petagna nel fornire sponde per gli inserimenti dei suoi compagni di squadra. Per ora ci ha provato in due occasioni, brava e attenta la difesa del Torino nel non lasciare spazio agli inserimenti dei centrocampisti rossoblu. Una partita equilibrata che si sta giocando a viso aperto e andiamo a godercela attraverso la cronaca di Vittorio Sanna. Nel frattempo il Torino che attacca, attenzione, con la palla giocata da Vlasic, ma c'era fuori gioco di Vlasic e quindi calcio di punizione per il Cagliari. Non era intervenuto l'arbitro a fischiare uno scontro tra Bellanova e Nandez. Nel frattempo la curva ogni tanto si propone di sottolineare l'omaggio a Riva, però non si sente ancora il rumore dello stadio, quasi esclusivamente il silenzio, se non le proteste ora per Bellanova, che aveva chiamato AI per lo scontro, e secondo i giocatori di tifosi del Cagliari
lo scontro non c'era stato. Ora Torino che ribatte con Zapata che tenta di partire, va a sfidare ancora Vietesca, Zapata e Vietesca, limite dell'area, il cross dall'altra parte lungo per l'inserimento di Bellanova, la palla si perde direttamente sul fondo. Tutto questo quando scorre il 20° minuto, il punteggio è fermo sullo 0-0. Torino che ha tenuto più il pallino del gioco di quanto abbia fatto il Cagliari, ma azioni da gol non ci sono state né da una parte né dall'altra, un po' tutti scossi, immobilizzati, forse ingessati da questo clima stranissimo che sta vivendo quest'oggi all'Unipol Domus. È pronto per il rilancio dal fondo Scuffette, calcia il pallone che va al di là della linea centrale del campo, c'è un colpo di testa in ribattuta, il tocco di Prati, la palla laterale dove c'è il rigancio di Zappa fuori misura, Rodriguez che lascia sfilare e terminare direttamente in fallo laterale. Diventa 4 quando difende la difesa del Torino, con Bellanova che scende sulla linea dei difensori, con Rodriguez che si allarga sulla destra e con Tamese che diventa centrale insieme a Buongiorno. La rimessa con le mani appunto di Riccardo Rodriguez, che aspetta ancora che ci sia qualcuno che si muova per poter ricevere il pallone, si attarda, poi cerca Sanabria che prolunga le sue spalle, la chiusura così di Atsiliakos che alza a campanile, Vietesca invece rialza appunto a campanile, poi c'è il Dossena che tra i due litiganti mette ordine. Attenzione ora al tentativo di ripartire di Janko, protegge bene il pallone, affida a destra per Zappa, viene incontro Prati sull'asse mediano del gioco del campo, non si riesce però a sviluppare il gioco e quindi si ritorna su Dossena che ha dato in direzione di Atsiliakos, poi Nandes che cerca Petagna, non lo trova per l'ottimo intervento di Buongiorno che si sta prendendo cura appunto di Petagna, il retropassaggio poi a cercare Milinkovic-Savic che va al rinvio lungo con il pallone che viene ancora catturato dal Torino. Attenzione Sanabria che cerca spazio, va su Vlasic, da questi all'indietro su Tameze ed eccola ancora la curva che chiama un altro momento col pallone che viene giocato su Tameze, passaggio a sinistra nel frattempo e finalmente si alza il coro a sostegno della squadra. Il pallone ancora in profondità per Zapata, in dubbia posizione, è partito forse al di là di tutti, lo vedremo tra poco, infatti si alza la bandierina e sarà calcio di punizione. 21:10 minuti giocati nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio di una partita che ancora non sembra iniziata, e la linea torna allo studio. E quindi ancora due squadre che provano ad affrontarsi ma non cercano di graffiare in maniera troppo spropositata, non si sbilanciano più di tanto nel controllo, ma sappiamo anche che il Torino non è una squadra particolarmente votata all'attacco, fa del suo attacco un attacco pesante che riesce a far salire bene l'intero gruppo della formazione di Juric, vista anche le sponde e i fraseggi tra Sanabria e Zapata, ma conseguentemente a ciò non è esattamente una forza offensiva che fa dell'offesa la sua unica arma, anzi un Torino che tra l'altro è abbastanza in emergenza, come detto Tamese ha dovuto andare a ricoprire il ruolo al centro della difesa, infortunati Schurz, Soppi e Radonic, non è presente neanche Gigi che è stato uno dei giocatori su cui Juric ha fatto affidamento quando c'era da lottare per quanto riguarda appunto l'emergenza difensiva. Sente anche lui oggi Tamese in campo, ma giocatore che comunque svolge il ruolo di mediano come prima occupazione, mettiamola così, lo fa come hobby il difensore centrale. Qualche minuto fa c'è stata un'azione all'interno della partita che un po' ha riassunto l'equilibrio e anche la non troppa qualità diciamo delle offensive delle due squadre, che hanno iniziato a rimbalzarsi il pallone di testa a pochi centimetri gli uni dagli altri, quindi c'è stata un po' di confusione, delle scene che non si vedono tutti i giorni sui campi di Serie A. Gli ex delle due squadre sono pochi, solo uno per quanto riguarda il Torino, infatti Bellanova ha militato all'interno del Cagliari qualche stagione or sono, Bellanova che è stata anche la vendita più proficua dell'intera sessione
di mercato estiva, ben 7 milioni per quanto riguarda il difensore che oggi è in forza al Torino e che è davvero una delle risorse più importanti della squadra di Juric, che è passata in vantaggio qualche minuto fa, 1-0 dei Granata, vantaggio appunto come detto degli ospiti. Alla prima vera azione offensiva proprio Bellanova ha seminato il panico sulla fascia destra, non preso da nessuno, sono andati in 3 a cercare di fermarlo, l'1-2 molto bene con un centrocampista, probabilmente Vlasic, che l'ha liberato dalla marcatura di Azzi. Dossena ha cercato di aiutare la chiusura, ma Bellanova è arrivato dentro l'area, ha servito un pallone facile a Zapata, che molto bene con la punta è andato a colpire battendo scuffette in mezzo alle gambe, ma tiro ravvicinato è davvero difficile da intercettare per il portiere della squadra allenata da Claudio Ranieri. Quindi subito in svantaggio il Cagliari, vantaggio di Duvan Zapata, che quindi torna a siglare un gol contro i rossoblù, ma dobbiamo dire gol che per la maggior parte è merito di Bellanova e della sua sgroppata sulla fascia, che non ha lasciato in nessuna dubbio sulla velocità del gol e anche sulla sua correttezza. Bellanova, che una volta ha siglato il gol, non ha esultato, ha alzato le mani per rispetto, anche vista la giornata in cui si trova a ritrovare il suo stadio, il suo vecchio stadio che l'ha avuto per qualche anno. Aggiornamento dai campi internazionali, sono iniziate le 2 partite delle 21 come vi abbiamo anticipato. Lione e Rennes si danno battaglia per quanto riguarda la Ligue 1, mentre in Spagna Almeria e Alaves si sono già sbloccati nel loro incontro iniziato da 10 minuti, vantaggio degli ospiti, quindi dell'Alaves per 1-0 al 10° il gol di Omorodion, ragazzo è davvero interessante, che non conosco, e quindi andremo poi a cercare nel caso a conoscere. Vi ricordo, se volete darci qualche curiosità, volete darci i vostri commenti riguardo al match, il nostro WhatsApp 340 5186 036 per scrivere direttamente, quindi dirci cosa ne pensate di questo Cagliari Torino, un Cagliari che è iniziato male quindi la partita, un Torino che invece è riuscito subito a sfruttare la prima vera occasione che gli è stata concessa in questo match. È una squadra rossoblù che quindi deve subito riandare a risalire la china dopo essere stata già in svantaggio nella prima parte della gara, così che oggi stiamo commentando. Buongiorno, ancora Cagliari sotto shock, devo usare di più, sono comunque ottimista per la vittoria. Ciao Riccardo da Bologna, speriamo davvero che sia così. Il Cagliari è vero, sembra davvero un po' sotto shock, un po' fermo nelle sue gambe, non c'è quella vitalità che in più di un'occasione abbiamo anche visto nella squadra dei Ranieri. Oggi un po' di troppa fermezza, un po' di troppa di tensione, almeno è questa la sensazione nei primi minuti, con dei rossoblù che devono scrollarsi di dosso un po' tutto ciò che sta accadendo, che è accaduto fuori dal campo, per cercare di concentrarsi maggiormente su ciò che invece avviene all'interno del rettangolo verde. Ci ha provato con una reazione il Cagliari qualche minuto fa, impreciso il cross dalla sinistra di Azzi, su cui aveva provato a intervenire Nandez, e conseguentemente c'è nessun pericolo per la porta difesa da Milinkovic Savic. Come abbiamo detto, Milinkovic Savic tra l'altro uno dei migliori interpreti del suo ruolo in tutto il campionato. La solidità difensiva del Torino è ciò che lo distingue dal resto dell'intero torneo, con davvero un campionato fatto soprattutto di attenzione per quanto riguarda non subire gol. Qualche minuto fa, prima vera occasione del Cagliari, se n'era andato Niankto alla marcatura stretta di Tamese, il cross al centro però è assolutamente da rivedere, perché in bocca Milinkovic Savic, che più scontato non si poteva. È occasione che è sfumata davanti agli occhi della squadra rossoblù, che davvero deve cercare di trovare maggiore convinzione quando va a offendere gli avversari. C'è quasi un po' paura di scoprirsi troppo, ma queste situazioni sono quelle che vanno sfruttate. Il cross di Lianco davvero imbarazzante, non si capisce veramente chi aveva intenzione di trovare, probabilmente Zappa sul secondo palo, ma era una soluzione che
che contro un portiere tra l'altro alto come può essere Milinkovic-Savic è davvero difficile trovare, vista la palla rasoterra non troppo forte calciata dal giocatore del Cagliari, che fino a questo momento è un po' anche uno dei tanti attesi, di quelli che non hanno ancora dimostrato il valore per cui sono stati comprati. Ci si aspettava forse qualcosa di più da Jankto, che non sta brillando oggi. L'occasione da parte dei Ranieri di entrare in campo dal primo minuto e dimostrare magari qualcosa di diverso in una partita che il Cagliari deve assolutamente affrontare in maniera differente rispetto a quanto fatto fino a questo momento, perché il Torino attacca bene, ha degli automatismi che sono ormai collaudati. È una squadra che si conosce, una squadra che cambia poco, e quando cambia solamente ciò che veramente gli dà fastidio. Poi è vero che Juric non è molto contento del mercato svolto dalla società, in più di un'occasione si è detto molto critico dell'operato nelle stagioni, nelle sessioni di calciomercato, ma nonostante ciò la vita di Renato Rimoni sta andando facendo veramente la limonata, perché c'è il concetto che un po' riassume anche la filosofia dell'allenatore della squadra appunto piemontese. Intanto è finito il primo tempo in Bundesliga tra Francoforte e Mainz, 0-0 il punteggio dopo 45 minuti, mentre è ripresa la partita di Eredivisie, e il Torino si è rifatto pericolosissimo dalle parti del Cagliari qualche minuto or sono. Cross dalla sinistra da parte della formazione ospite, la svettata di Sanabria, bravo Scuffè a respingere con la mano un tiro ben indirizzato da parte del giocatore paraguaiano, complice anche Azzi, che è riuscito poi a liberare spazzando via il pallone, ma Cagliari che continua a rischiare, e Torino che dà proprio l'impressione di conoscersi, perché sembra che sfrutti il meno possibile delle accelerazioni cieche, mentre va a premere sull'acceleratore solo quando trova effettivamente lo spazio, attraverso anche un buon controllo del pallone dato da un centrocampo che in questo momento sta trovando maggiore facilità a intendersi rispetto alla controparte cagliaritana. Nel centrocampo si deve giocare veramente la partita di oggi, perché il Cagliari si è schierato in campo con tanti giocatori di ruolo. Se andiamo a contarli, abbiamo Makumbu, pratica entrato al posto di Sulemana, che si è infortunato precedentemente, ma insieme a loro c'è anche Jankto, che comunque fa la mezzala ha fatto la mezzala per la maggior parte della carriera, così come Nandez è un giocatore sicuramente più vicino al ruolo di centrocampista rispetto a quello di attaccante. Vedremo un po' se poi con il passare dei minuti la tecnica di Ranieri potrà dare i suoi frutti, potrà far sì che il gioco sia un po' più controllato dal Cagliari, ma dobbiamo dire nella prima mezz'ora di gioco si è visto veramente poco questa parità, anzi c'è stata una supremazia degli ospiti, che fino a questo momento stanno giocando decisamente meglio, anche se come detto non hanno creato tantissime occasioni, ma quando l'hanno create sono state davvero occasioni pericolose, e in questo il Cagliari deve essere un po' scolaro della formazione di Juric, perché nonostante i mezzi non siano quelli di una grande squadra, la squadra piemontese sta riuscendo a confermarsi davvero in un campionato ottimo. Cagliari che quindi deve riprendersi, deve farlo attraverso gli uomini in campo già da adesso, perché siamo ancora nella prima frazione di gioco e serve una sveglia già prima della prima metà, perché sennò andando con la sonnolenza negli spogliatoi si rischia davvero che sia un primo tempo da incubo, e così non deve essere, anche per l'importanza della giornata, per l'importanza della partita, come abbiamo detto ampiamente nella prima parte della nostra trasmissione. Oggi naturalmente si ha il focus su Gigi Riva, su ciò che è stato Gigi Riva per il Cagliari, per i sardi e per la Sardegna, e conseguentemente a ciò il Cagliari deve trovare anche una risposta sul campo per far felici i propri tifosi e dare una pillola un po' più dolce in questa settimana dal contorno assolutamente amaro. Vediamo un po' di dati per quanto riguarda le due formazioni. Il Cagliari riduce dall'1-3 esterno con il Frosinone
Frosinone, anche se in casa comunque ha mantenuto fino a questo momento un buon rollino di marcia. Ultima la vittoria contro il Bologna, squadra che in questo campionato sta davvero dimostrando di essere una formazione che si può giocare le sue chance europee. Deve prendere un po' di punti per avere qualche boccata d'aria rispetto alla zona salvezza. La scorsa partita è stata più che altro un'occasione persa, ora serve macinare qualche punto in più per riavvicinarsi agli altri che stanno continuando a viaggiare. Noi siamo invece arrivati al momento preferito e viaggiamo tramite la voce all'Unipol Domus grazie alla cronaca di Vittorio Sanna. Il lancio su Janko che riesce a controllare, mette il pallone giù ma è largo, deve aspettare che salga la squadra. Sempre 1-0 per il Torino che finora ha dominato la partita. Azzi che controlla, il passaggio all'indietro per Makumu, dominato soprattutto in termini di controllo della gara. Makumu che avanza, porta il pallone, lo porge a destra, avanza Arzidiakos, Vietesca, il cross all'interno, Janko, palo e poi il pallone viene allontanato, il palo di Janko, la palla danzato sulla linea bianca e poi è stato allontanato dall'interno di Linetti, e poi il tiro tentato da Nandez, ma la parata da parte di Milinkovic-Savic, colpo di testa che sembrava essere quello vincente sul bel cross di Vietesca, staccato Janko, ha schiacciato il pallone, niente palo, ha schiacciato lentamente il pallone verso il palo lontano, è andato talmente lento che sembrava essere stato praticamente ad aver sbattuto sul palo, invece il pallone è proprio sul palo che è passato, era lontanissimo dal palo, schiacciato con un colpo di testa veramente lentissimo che ha permesso il recupero alla squadra granata. Quindi possiamo tranquillamente parlare di gol fallito da Janko in una delle più facili delle occasioni. Ora il pallone portato avanti da Makumu, siamo al minuto numero 35 con Makumu che va a destra nella zona di Vietesca, da questi a destra ancora per Zappa per Makumu, si volta Makumu, sfugge stavolta a Linetti, tenta ancora di attaccare nel settore di destra, rallenta, lo supera nuovamente sempre Makumu, il passaggio dentro l'area, il vero Petagna non aggancia, Prati, deviazione, poi Janko, il pallone ancora all'indietro per Arzidiakos, insiste il Cagliari, il passaggio di Arzidiakos, Petagna, ancora Janko, ancora parata, ancora Janko, ancora fuori, tutte sul piede di Janko, i palloni del Cagliari, è stato Milinkovic-Savic a salvare stavolta con il piede sull'ottimo assist di Arzidiakos e la solita pizzetrice del pivot del Cagliari, Petagna, che ha lasciato il pallone per Janko che prima si è visto ribattere il tiro e poi ha calciato fuori il Tappini che poteva essere quello vincente, ma in salto segnali di risveglio, anche se quando attacca il Torino la nostra difesa non sembra essere assolutamente impermeabile, e questa è la cosa che preoccupa di più. Ecco che c'è il rilancio da parte di Milinkovic-Savic che batte in questo momento il pallone al di là della linea centrale del campo, nella tre quarti, il colpo di testa di Vietesca, l'intervento di Linetti, rilancia Prati, il controllo di petto di Buongiorno, mette giù il pallone, poi affida lateralmente per Tamese, c'è un giocatore del Cagliari a terra, si tratta di Nandez che si rialza con l'arbitro che gli dà le spalle e con Nandez che continua a chiamarlo dicendo: ma è possibile che non hai visto l'intervento con il piede teso di Linetti? Che effettivamente c'è stato, gli fa notare il giocatore del Cagliari del fallo subito e Nandez lo manda ampiamente ad ampi gesti a quel paese. Nel frattempo il pallone è ancora rimesso in campo, è dato all'indietro per il portiere del Torino, 36 minuti e 32, non è cambiato purtroppo il risultato perché le occasioni le ha avuto il Cagliari, sempre 1-0 per il Granata lì nello studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna.
Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Chiedi la tua consulenza gratuita su energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e terre brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. È un Cagliari che quindi prova a rialzare la testa dopo il vantaggio del Torino, come detto bene da Vittorio in cronaca diretta. Qualche minuto fa anche azione offensiva nuovamente per il Torino, che quando attacca soprattutto dal lato destro con Bellanova, la zona presidiata da Paolo Azzi riesce a essere particolarmente pericoloso, e Bellanova è davvero un giocatore da seguire con la lente di ingrandimento, perché grazie alla sua velocità riesce a essere una spina nel fianco della difesa rossoblu, e lo ha già dimostrato in più di un'occasione. Intanto il Cagliari deve cercare di rialzare la testa, ci ha provato con Yankto, dobbiamo dire il palo non palo raccontato da Vittorio. È normale averlo sbagliato, perché aver sbagliato la valutazione del palo, perché da quella posizione davvero sembrava che solo il palo potesse aver fatto sbagliare il gol al giocatore rossoblu. Invece è stato proprio un errore di direzione del colpo di testa che ha fatto sì che la palla non creasse particolari problemi all'estremo difensore del Torino. Andrea da Padova ci scrive: per noi che vi tifiamo da lontano e da vicino, per la maglia, per la vostra bella isola, per Gigi, dateci dentro. Grande Andrea, che salutiamo. Speriamo che questa partita possa effettivamente regalarci una prestazione convincente da parte del Cagliari che sta soffrendo contro un Torino organizzato, un Torino ben messo in campo, che difficilmente lascia spazi. È un Cagliari che, come abbiamo detto in molto più di un'occasione, deve essere assolutamente più cinico quando si tratta di arrivare davanti alla porta, deve sfruttare in maniera migliore le sue possibilità. Intanto primo giallo della gara arriva proprio per un difensore del Cagliari, Vietesca, ammonito per fallo su Zapata, dobbiamo dire più per la tatticità del fallo che per la cattiveria, perché contatti simili sono stati giudicati regolari anche in precedenza. Un fallo in tre quarti, quindi giallo che può essere anche opinabile da parte del signor Colombo di Como. Un Cagliari che però, oltre all'arbitro, oltre a qualsiasi fattore esterno, deve darsi una sveglia, perché qualche minuto fa ha rischiato di subire un altro gol, azione completamente confusa all'interno dell'area, con Buongiorno
mezzogiorno che riesce a svettare da solo servendo Zapata, che va a colpire di testa, grandissimo Scuffè che riesce a deviare il pallone via, quindi grande parata, l'ennesima da parte del portiere rossoblu. Addirittura non l'aveva colpita neanche Zapata, ma ha fatto un intervento fuori di testa Vietesca, che ha alzato la gamba in alto, riuscendo ad anticipare anche il colombiano. Per poco non metteva alle spalle del suo portiere. Fortunatamente è stato molto bravo Scuffè a essere reattivo, andare a intercettare il pallone senza che creasse particolari problemi. Anche se poi nel continuo dell'azione c'è stato un mischione, un tiro ribattuto e palla che poi fortunatamente è stata mandata fuori. Qualche minuto fa terzo tiro in porta, forse quarto addirittura, per Yankto, servito molto bene ancora una volta da Petagna, che sta svolgendo un'ottima partita. Arrivato in aria, ha tentato la conclusione con il destro in corsa, però palla troppo centrale, nessun problema per Milinkovic-Savic, che ha respinto facilmente la conclusione del giocatore ceco, che in questa partita sta avendo le maggiori occasioni per riportare in pareggio la squadra allenata da Claudio Ranieri. Intanto cambiano dei risultati in giro per l'Europa. Non ricordo se avevamo dato l'aggiornamento per quanto riguarda la Ligue 1. È passato in vantaggio il Rennes in casa del Lione, al 22esimo il gol di Terrier, che quindi porta sull'1-0 la squadra ospite. Lione che continua la sua epopea e la sua distruttiva stagione, visto che si trova al terzultimo posto con 16 punti, anche se ha recuperato qualcosa in più rispetto a qualche settimana or sono. Ma davvero Lione che sta vivendo un incubo in queste ultime stagioni, non riuscendo a confermare il grande prestigio di cui è dotata la squadra francese. Ma dobbiamo dire anche un elemento comune in tante leghe di alcune squadre, che nonostante il blasone, nonostante siano state per tanti anni delle squadre fondamentali nei propri campionati, non stanno riuscendo a rendere come ci si aspettava. Qualche minuto fa fallo analogo praticamente a quello su cui ha preso l'ammonizione Vietesca da parte di Riccardo Rodriguez, che è andato a far fallo tattico su Yankto, anche se il contatto era minimo. Non c'è stato però il cartellino giallo, e quindi un po' sorpresi da parte di questa decisione di Colombo. Ricordiamo Andrea Colombo della sezione di Monza, alla 24esima in totale in Serie A. Noi siamo pronti per vivere la parte finale di questo primo tempo e lo andiamo a fare naturalmente con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 3 minuti di recupero del cross di Janko, troppo lungo, raccolto dall'altra parte, non si interrompe l'azione d'attacco del Cagliari, che tenta di affondare dalla parte opposta. Attenzione, il pallone ancora all'indietro per il controllo di Atsidiakos che aspetta ancora l'arrivo di un compagno, sbaglia clamorosamente regalando il pallone all'avversario e riparte il Torino. Il passaggio per Zapata che viene messo giù, per fortuna non c'è il fallo, ha perso il tempo Zapata, lo guarda l'arbitro. Abbiamo rischiato in contropiede su un pallone regalato da Atsidiakos. Riflessione, ma non è meglio forse tenersi di gol da riga? Attenzione a Bakumbu che avanza, palla al piede, serie di finte, danza sul pallone, arriva a sostegno Azzi che sposta la palla, va a crossare, non vi arriva Janko, la palla è recuperata ancora dal Torino che tenta di ripartire dalla propria area di rigore, recupera Bakumbu dentro, non Luke che non arriva a destinazione, si lamenta per un fallo di mano, ma l'arbitro fa proseguire. Attenzione a Sanabria che porta a spasso il pallone, Prati lo recupera andando ad affondare, ma la rimessa è per il Torino. 45 minuti che sono andati via, adesso si gioca il tempo di recupero con l'occasione che poco fa c'è stata. Il fallo di mano eventualmente sarebbe stato anche fuori area, quindi non all'interno dell'area. Va per la rimessa con le mani Bellanova nel settore destro, l'arbitro lo invita a recuperare immediatamente la palla per rimettere in gioco. Bellanova che guarda verso Zapata in posizione chiaramente regolare, perché non c'è il fuorigioco sulla rimessa con le mani, pallone che viene reso ancora all'indietro, il controllo e il retropassaggio, 1 minuto e mezzo ancora da giocare, con Tameze che va a cercare il primo portiere Milinkovic-Savic che calcia al di là della linea centrale del campo, scavalca tutti, va verso il portiere Scuffè, costretto a indietreggiare per raccogliere immediatamente il servire Atsidiakos, anzi Vietesca
il pallone nella zona di Macumbu che danza intorno a sé, poi da Dossena va a lanciare verso Nandez, il colpo di testa di Rodriguez, il tacco tentato da Ricci, ancora il colpo di testa di Dossena che fa argine da solo, il pallone ancora per Rodriguez, da questa a sinistra nella zona di Lazzaro in avanti per il tentativo ancora da parte del Torino, va via in questo caso Ricci, il destro, il gol. La papera di Scuffet praticamente si è seduto sul pallone, letteralmente si è seduto sul pallone, è andato a concludere il pallone rasoterra e Scuffet con i piedi in avanti praticamente si è seduto sul pallone che gli è passato sotto le gambe, definito in rete. 2-0 del Torino in pieno recupero, siamo adesso allo sgoccio del terzo minuto di recupero, un pallone recuperato con tunnel ai danni di un inguardabile Vietesca. Io vorrei capire veramente chi li ha presi questi giocatori, perché ne deve rispondere. E poi conclusione con Scuffet che praticamente si siede sulla palla, tocca la palla col destro, si tuffa sulla sinistra, spiazzato il portiere, la palla gli passa sotto le gambe, purtroppo sotto le gambe, e quindi 2-0 del Torino sul Cagliari, quando siamo ormai allo scoccare anzi siamo oltre il 48esimo, il Torino raddoppia prima che Ranieri possa porre rimedio alle sue stesse scelte, perché insomma le scelte del primo tempo con tutti i giocatori nuovi dell'estate, a questo punto veramente viene da chiedersi ma chi li ha presi realmente, perché chiunque li abbia presi deve cominciare a fare un po' di mea culpa. Sono passati 4 mesi e non ne vediamo il valore di questi calciatori, addirittura pensiamo a guadagnare anche pochi spiccioli facendo partire quelli in scadenza di contratto per tenere questi, ed è un vero e proprio disastro. Si va a riposo con i fischi dopo questo primo tempo. Il Cagliari è sotto di 2 gol contro il Torino, non c'è poco da dire, possiamo dire anche meritatamente. Assolutamente d'accordo con te, Vitto. L'ultimo gol davvero imbarazzante da parte della retroguardia cagliaritana, perché davvero Vietesca si è fatto saltare con troppa facilità da Ricci, che una volta rientrato è andato a concludere, e anche Scuffè completamente inadatto nell'intervento per quanto riguarda questo tiro da fuori, che non era assolutamente così irresistibile. Un brutto primo tempo, dobbiamo dire, un brutto primo tempo da parte del Cagliari, un Cagliari che ha avuto qualche occasione di riportare il risultato in parità con Jankto, ma che non è riuscito a sfruttare, e che ha fatto vedere anche tutti i suoi limiti nel corso di questa prima metà, perché oltre ai gol poi ci sono state anche delle occasioni importanti, Vitto, davvero da bocciare questi primi 45 minuti, sei d'accordo? Da bocciare, ma le perplessità purtroppo le avevamo anche a leggere la formazione. Speravamo ancora una volta di essere noi una banda di peracottai incapaci di leggere il calcio, invece purtroppo abbiamo avuto conferma della fragilità di questa squadra, con Azzi che continua a dimostrare di non essere assolutamente un difensore. Stai mandando a nozze Bellanova. Bellanova è altrettanto un giocatore che non sa difendere, quindi dovevi metterlo in difficoltà mettendogli qualcuno che sapesse attaccare, e invece Azzi si è messo a fare il difensore invece che l'attaccante, e quindi Bellanova ha avuto campo largo per poter spadroneggiare e fare le cose che sa fare meglio, correre, trovare spazio, crossare, e così ha fatto. Zapata con Vietesca è un insulto al calcio, perché sennò veramente ci sono categorie di differenza tra un giocatore e l'altro. Zapata è un gran calciatore, Vietesca è in grandissima difficoltà nel marcare l'attaccante del Torino, ma d'altronde è un po' tutta la squadra. Quando si arriva nella zona di difesa si vede la fragilità. C'è Dossena che sembra essere un eroe solitario, messo nel mezzo di quelli che sono gli attacchi, cerca di chiudere a destra, cerca di chiudere a manca, ma non può fare tutto lui, e non ha nessun tipo di supporto, quel supporto che talvolta Goldaniga, altre volte Obert gli hanno fornito, ma non gli puoi mettere a destra Arsidiakos a destra Vietesca e a sinistra Arsidiakos. È come dire che lo stai pugnalando prima da un lato e poi dall'altro, perché né da una parte né dall'altra riesce poi a compensare. C'è da rimettere ordine, poteva essere buona l'idea di Janko, che ha avuto più volte la possibilità di sgroppare, forse come non aveva fatto in precedenza, grazie agli inserimenti che gli permette il gioco di Petagna. Però pensare di poter attaccare con 2 trequartisti o con 2 cursori, Nandez che non vede mai la porta e Janko che anche oggi non ha visto la porta, mi sembra un po' pretenzioso, con Petagna che non è un attaccante, quindi
diventa complicato. Petagna ha fatto un grandissimo lavoro da pivot, ha permesso una marea di inserimenti, però alla fine gli inserimenti devi anche concretizzarli, soprattutto se non hai altri attaccanti, e questo non è accaduto. Sono d'accordo con te, Vito, e non capisco neanche la scelta di schierare così tanti centrocampisti e continuare a evitare di mettere un po' più di peso d'attacco a una squadra che comunque sappiamo il Torino essere difensivista come filosofia, e quindi sarebbe stata sicuramente più attenta alle offensive del Cagliari, ma non è andato così. Noi pubblicità e poi torniamo per commentare Cagliari-Torino. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Dopo 45 minuti il Torino conduce per 2-0 all'Unipol Domus. Le reti nel corso del primo tempo, inizialmente Zapata servito molto bene da una sgroccata sulla destra torinese di Bellanova, e poi sul finire di tempo la rete del 2-0 siglata da Ricci, con una complicità anche nell'intervento da parte di Scuffè, che non è stato assolutamente sicuro nell'andare a intercettare quel pallone. Ha cercato di farlo con i piedi, essendo poi effettivamente scavalcato e quindi portando il vantaggio dei Granata a 2 reti. Un Cagliari che deve cambiare assolutamente volto nel corso del secondo tempo, e a questo punto, dopo il 2-0 nei minuti di recupero, Vito, ti aspetti che Ranieri già metta mano alla formazione in questo intervallo? Sicuro, stanno scaldando Viola e Pavoletti, che entreranno in campo all'inizio della ripresa. Insiste su Viola, peraltro è altro contraddittorio questo di Viola. Speriamo che però in una situazione di questo tipo possa essere utile, considerato che forse un po' di spazio ci sarà, ma stiamo puntando sul giocatore veramente che per altri si dice possono fare 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora. Per lui invece sembra che improvvisamente sia tornata la gioventù, e secondo me non è esattamente così. Insomma, ci sono delle cose che sono poco chiare. Il mercato si sta concludendo, secondo me sta lasciando danni, perché non abbiamo preso nessuno, stiamo prendendo dei giocatori che tutto sommato appuntellavano la situazione, non abbiamo valorizzato nessuno nel corso di questo mese, anzi abbiamo quasi detto che tutto quello che è alternativo, parlo del Star giovanile, parlo anche del Sogos, non vale. Li abbiamo addirittura demotivati, se vogliamo, con frasi che forse potevano essere diverse, che potevano evitare di esprimere un valore così negativo, insomma, di chi poteva essere un'alternativa, di chi poteva essere lanciato, di chi comunque deve crescere, perché devi prendere in considerazione anche questo, che devi cercare di trovare delle soluzioni. Insomma, situazione abbastanza delicata, devo dire sinceramente, con segnali preoccupanti e con una linea che va assolutamente ricompattata. Bisogna ricapire bene cosa fare, e purtroppo lo devi fare in 2 giorni, in 3 giorni, il mercato sta chiudendo. Assolutamente sì, è quello che spaventa più di tutti, è proprio il fatto che arrivati oggi 26 gennaio non ci sia minimamente neanche l'idea di una trattativa avviata con qualcuno in maniera seria. I nomi che sono fioccati nelle scorse settimane poi effettivamente non si sono concretizzati. Vedremo se questi ultimi giorni di mercato potranno effettivamente dare qualche risorsa in più all'organico di Ranieri, ma dobbiamo dire che
perché in ogni caso, anche se dovessero arrivare delle forze, Vitto, dovranno avere il loro tempo di adattamento, dovranno avere il tempo per capire un po' dove sono messi, come devono giocare, cosa l'allenatore richiede, e questo tempo noi da concedere ne abbiamo ben poco, perché poi ogni partita diventa una finale quando si è in questa situazione. Ma guarda, c'è un altro aspetto, Andrea, lo dico chiaramente, cioè non si capisce più chi è che sta facendo le scelte, nel senso che non riesco più a capire se effettivamente le scelte sono dettate dai suggerimenti di Ranieri, se Ranieri è allineato a quella che è la politica societaria e quindi in modo polemico o anche senza polemica è allineato, giustifica qualsiasi tipo di scelta societaria facendo la sua. Sono disorientato, perché comunque sia c'è qualcosa che è stato sbagliato, certamente nel momento in cui ti rendi conto che i giocatori che hai preso non ti hanno fatto fare un salto di qualità, anzi il contrario, devi necessariamente capire come rimediare. Un po' di autocritica ci vuole. Abbiamo a lungo sostenuto la causa della squadra parlando di tempi di adattamento, parlando di crescita, parlando di altre cose, ma diciamo che dopo 4 mesi non abbiamo visto questi progressi tali da potersi permettere di dire che effettivamente c'è qualcosa che sta nascendo. Anzi, dobbiamo dire l'esatto contrario, sembra quasi che in questa potatura che sta facendo nel mercato, invece che rinfoltimento, stiamo perdendo qualche giocatore che in certi momenti ci poteva essere utile. Goldaliga c'è stato utile in più di un momento, non abbiamo mai utilizzato Pereiro, non abbiamo utilizzato mai Capradossi, abbiamo utilizzato scarsamente Mancosu, che alla fine probabilmente anche per questo prima conviveva con questi fastidi nella speranza di potersi rendere utile, alla fine ha deciso anche lui per l'operazione, e ho il sospetto che l'abbia fatto anche perché si rendeva conto che senza fare l'operazione non sarebbe stato mai utilizzato. Sì, probabilmente è così anche la questione da parte di Mancosu, ma davvero c'è aria di delusione, l'hai detto bene Vitto, l'abbiamo più volte sostenuto, i tempi di attesa di questi ragazzi che dovevano ambientarsi e comunque dovevano avere il tempo di trovare quelle sinergie, come hai detto in precedenza, ma arrivati poi alla fine praticamente del mercato di gennaio non abbiamo notato questa crescita, questo miglioramento che fa vedere poi in maniera luminosa il futuro. Speriamo davvero che si possa invertire questa tendenza, ci possa essere un cambiamento diametrale anche magari nella filosofia delle scelte, perché come hai detto bene tu, la denigrazione un po' dei nostri giovani è uno dei dati che si capisce meno. Molto spesso nelle squadre che stanno avendo difficoltà a fare punti, stanno avendo difficoltà a trovare il bando della matassa, inserire un giocatore che magari non è conosciuto, non è avvezzo, non è studiato dalle altre squadre può essere fondamentale. Noi non abbiamo mai il coraggio di fare questa scelta, mentre tante altre realtà, forse anche più piccole come una Blasone, con un settore giovanile minore, perché poi noi ci vantiamo anche del fatto che il settore giovanile del Cagliari sia uno di quelli che sta dando anche degli ottimi risultati nel campionato primavera, non riusciamo poi a sfruttare questi ragazzi che arrivano in prima squadra e ci sono tanti interrogativi intorno a questa questione. Sì, troppi, non tanti ma troppi, veramente troppi, e non riusciamo a capire da che parte dobbiamo assolutamente pensare, perché ripeto, è enigmatico quello che sta succedendo. Io vorrei vedere che cosa si dirà a fine mercato, perché hai perso un'opportunità, stai perdendo un'opportunità, stai riducendo una rosa, prima o poi qualcuno dovrà sbottare, perché il pubblico è stato paziente, ha aspettato, sta guardando, è fiducioso, tanti aspetti positivi, però non possiamo pretendere che tutto sia giustificato. Assolutamente d'accordo con te. Nella nostra diretta YouTube Glauco Ferri ci scrive: non abbiamo nemmeno una squadra base, ogni giornata cambia modulo e uomini e nessun miglioramento, anzi stiamo sprofondando. E anche quello che un po' manca a questa squadra e che fa andare ancora un po' più nell'ansia i tifosi, il fatto che non ci sia uno scheletro definito e il fatto che poi le ossa, che magari per un anno come può essere Goldaniga, sono state fondamentali per costruire poi l'equilibrio di tutto il corpo, se ne stanno piano piano andando. Sì, sto guardando Ranieri che nel frattempo dà indicazioni a Pavoletti e Petagna insieme, faranno coppia loro. Alle spalle ci sarà Viola, sto guardando chi uscirà. È uscito già Assidiakos, è tenuto in campo Vietesca con cartellino, anche questa scelta coraggiosa. E dall'altra parte rimane Azzi, esce Janko
esce Janko, quindi viola per Janko, Pavoletti insieme a Petagna. Io devo dire, essere sincero, questo viola per Janko lo capisco fino a pagina 0. Sì, no, anche io. Zero. Non la capisco proprio. Non so. Non la capisco proprio, mi sembra un po' forzata, però vediamo. L'allenatore bravo è Ranieri, quindi in questo caso noi dobbiamo stare a vedere. Eventualmente se non ci piace lo dobbiamo dire all'inizio, e lo stiamo dicendo all'inizio che non ci piace, eventualmente dopo speriamo di poter dire non capiamo niente di calcio. Speriamo davvero che sia così, speriamo che il campo non ci dia ragione, come sempre lo diciamo, guarda, meglio 100 giorni in torto, ma almeno il Cagliari che fa punti. Vito, ci sei qua? Stanno per iniziare stanno per entrare le squadre. In campo i due giocatori, manca del tutto il Torino che sta posteggiando già il 2-0, no? Che sta rientrando adesso in campo e niente, vediamo un po' quello che succede. Speriamo. Siamo molto curiosi, Andrea. Speriamo davvero che possa essere un secondo tempo diametralmente opposto a quanto visto invece nei primi 45 minuti. Un Cagliari che quindi non si è dimostrato una squadra all'altezza fino a questo momento del Torino. Un Cagliari che ha sofferto e che è andato in svantaggio meritatamente, nonostante poi effettivamente abbia anche avuto le sue possibilità per riuscire a rimettere in sesto la gara, non riuscendo a essere incisivo. E l'uomo che non è stato incisivo è stato proprio Janko, che però è stato si è fatto trovare pronto per andare poi a concludere. Non l'ha fatto bene in questo primo tempo e Ranieri ha deciso di cambiarlo già durante la pausa dell'intervallo, quindi fuori Janko e Acidiakos e dentro Viola e Pavoletti, due uomini più esperti, due uomini che in passato nel corso di questa stagione sono stati fondamentali per riuscire ad acciuffare dei punti, anzi i pochi punti raccolti fino a questo momento. Speriamo possano esserlo anche oggi nel confuso totale del match, possano essere determinanti e anzi ci auguriamo ci possano portare un risultato positivo. C'è da dire che ora siamo sotto i 2 gol e bisogna ritornare a lavorare per rimettere in sesto l'intera partita. Cambia quindi anche il modulo del Cagliari, se prima si giocava con 2 trequartisti, ora si è passate le 2 punte di peso, Pavoletti e Petagna. È un giocatore che fa del suo piede, della sua precisione nel mettere anche i palloni al centro la sua arma migliore, ovvero Viola, che potrà dare degli assist importanti a entrambe le riferimenti offensivi rossoblu. Esce Acidiakos, quindi ci aspettiamo a sto punto un passaggio a 4 in difesa con Zappa che dovrebbe andare a svolgere il ruolo di terzino destro, Vetesca ammonito che è rimasto in campo insieme ad Ossena saranno i centrali, a sinistra agirà invece Azzi. Il centrocampo sarà composto da Prati, Macumbu e Nandez, con Viola probabilmente dietro Petagna e Pavoletti. Queste le scelte di Ranieri per cambiare un po' il canovaccio della partita e quello che si è visto nel corso dei primi 45 minuti. Un primo tempo che, come abbiamo detto, ha visto il Torino meritare il vantaggio e fino a questo momento il 2-0 è il risultato giusto, anche viste le altre azioni create dalla squadra ospite che sono rivelate veramente pericolose e sul quale Scuffè ha fatto buona guardia prima di sbagliare sul secondo gol degli ospiti, sul gol di Ricci. Intanto sono cambiati un paio di risultati in giro per l'Europa. Partiamo dai più vicini, partiamo dall'Italia. In Serie B il Palermo ha trovato la rete del pareggio inizio secondo tempo al 50° grazie alla realizzazione di Segre, quindi 1-1 tra Catanzaro e Palermo quando siamo nel secondo tempo di gioco. Per quanto riguarda invece la Liga 1, ancora più buia la partita casalinga del Lione, che in men che non si dica subisce altre 2 reti. Al 36° il gol di Doué per il 2-0 del Rennes e infine per la chiusura dell'intervallo nel peggiore dei modi per la squadra di casa il gol di Terrier, quindi 3-0 del Rennes sul campo del Lione sempre più nel baratro. È riniziato anche il match, come detto, all'Unipol Domus.
Cross non sembrerebbe nelle prime battute essere cambiato tanto rispetto alla prima metà di gara, con un Torino che fa attraverso i suoi uomini di qualità delle scorribande offensive davvero pericolose. Qualche minuto fa Zapata è andato a un tiro cross con il mancino, per poco non si trasformava in un Eurogol sul secondo palo di pallonetto. Zapata tra l'altro non è neanche nuovo a questa tipologia di reti, perché con la sua ex squadra quando militava ancora nella Sampdoria aveva fatto un gol simile a Marassi, riuscendo a trovare l'angolo lontano, quindi soluzione davvero pericolosa da parte del 91 della squadra allenata da Juric. Qualche minuto fa contatto a centrocampo che l'arbitro ha punito con un fallo per Petagna, scontro con Linetti, gomito un po' largo, ha colpito Linetti nella parte della pancia e conseguentemente il dolore non deve essere stato davvero piacevole per quanto riguarda il giocatore ospite. Noi siamo arrivati al momento in cui ci trasferiamo all'Unipol Domus, speriamo di poterlo fare con un Cagliari decisamente diverso rispetto alla prima frazione. Ciò che è sicuro è che ce lo facciamo raccontare dal nostro Vittorio Sanno. C'è un Zapata che non prendiamo mai, che sta letteralmente zappando la difesa del Cagliari. Anche poco fa è andato via la guardia di Vietesca, tenuto in campo col catenino giallo. Attenzione, Cagliari dall'altra parte, Nandez, il cross col tacco addirittura. Buongiorno riesce a intercettare nuovamente Nandez, il pallone nel settore di destra, cerca lo spazio per il cross, si libera di Sanabria, effettua il cross, è basso, viene allontanato, recupera però Macumbu all'esterno, Macumbu in palleggio, non riesce ad andare via. Zapata, ancora lui che porta via il pallone, lo insegue Nandez che gli rimbalza addosso, sempre Zapata, lo picchia Macumbu ma non riesce a farlo. Zapata contro tutti, sembrava un film di Tex Willer, è riuscito praticamente a reggere i colpi di tutti e si è rialzato alla fine con anche, dobbiamo dire, senza particolari dolori, malgrado abbiano tentato in tutti i modi di fermarlo. Tutto questo quando siamo ormai al quarto minuto, è andato via il quarto minuto del secondo tempo, sempre sul punteggio di 2-0 per il Torino. Ricordo il gol, 23esimo Zapata, 48esimo Ricci, è pronto nel frattempo Rodriguez per calciare. Zapata che in questo secondo tempo ha avuto altre due occasioni per rendersi pericoloso. Calcia Rodriguez cercando dall'altra parte Buongiorno, Azzi lo guarda da lontano, il Bellanova stoppa il pallone ma era in fuorigioco e quindi il calcio di punizione in favore del Cagliari, con a sinistra immediatamente si è portato lo stesso Azzi che batte per Dossena all'indietro per Scuffetti che mette all'esterno sulla destra per Zappa. Il controllo di Zappa che cerca il rilancio lungo su Petagna, il colpo di testa di Buongiorno all'indietro, il fallo di Buongiorno che spinge Petagna e quindi il calcio di punizione per il Cagliari quando sta per scoccare il 50esimo. Ha battuto Petagna per Viola che tocca all'indietro per Macumbu incespica sul pallone, lo ritrova, lo riporta avanti, tocca poi largo sulla sinistra per Azzi per Viola nel duello con Rodriguez, il cross di Viola, il colpo di testa liberale di Tamez, pallone in calcio d'angolo e sale l'incitamento del pubblico. Se non segnano loro segniamo noi, chissà che un urlo non possa spingere il pallone in rete per il gol della Curva Sud. Intanto l'angolo lo sta battendo Viola. Siamo al minuto numero 51, la rincorsa da parte di Viola, tutti piazzati dentro l'area, parte il cross, il colpo di testa tentato, la palla passa dritta, dall'altra parte finisce fuori, sarà ancora calcio d'angolo, nuovo calcio d'angolo con un giocatore del Cagliari a terra, nel frattempo che protesta, ma si tratta di Vietesca per la precisione, nuovo angolo per il Cagliari, viene a battere anche da questa parte Viola, si è rialzato nel frattempo Vietesca che protesta nei confronti dell'arbitro, probabilmente perché è trattenuto durante la traiettoria del pallone. Nandez e Viola, Nandez che toccherà per Viola, forse è pronto Nandez invece a battere, Viola va via, la rincorsa da parte di Nandez, parte il suo cross all'interno, il colpo di testa di Zappa, il pallone alto sulla traversa, Zapata da una parte, Zappa dall'altra, ma uno segna, all'altro manca il bersaglio. Tutto questo quando siamo al 52esimo minuto, sempre Torino in vantaggio per 2-0, linea allo studio. Eh sì, finalizzazione decisamente diversa nonostante la similitudine nel nome tra i due giocatori indicati da Vito, ma un Cagliari che grazie anche alla spinta dell'inesauribile pubblico che nonostante anche oggi sia costretto allo stadio a vedere una prestazione non all'altezza degli ospiti, continua a sostenere a gran voce i paladini rossoblù e speriamo che questa grande forza che i tifosi
tifosi tutto l'anno stanno dando alla squadra possa essere determinante anche oggi per riuscire a riacciuffare un punteggio che fino a questo momento vede il Torino in vantaggio di 2 reti meritatamente. Ci aveva provato bene Zappa saltando sul primo paro sul suggerimento di Nandez, lo stacco solitario, il pallone troppo alto che è andato poi a infrangersi fuori e conseguentemente a ciò è occasione sprecata in questo calcio d'angolo. Mauro da 4 ci scrive: diamo via Goldaniga per mettere in campo gente che non giocherebbe mai in Serie A. Sono d'accordo, per quanto riguarda l'addio di Goldaniga non è stato veramente capito da tanti, perché comunque abbiamo visto anche un grande affetto da parte del giocatore nei confronti della città, anche quando ha sbagliato, ricorderete la vittoria con il Genoa, con l'errore di Goldaniga che era andato in colpo di testa di fatto lasciando la palla a Gudmundsson per il gol del pareggio. C'era stata poi la vittoria rossoblu con Goldaniga davvero sollevato, ed è quindi uno di quei giocatori che fa davvero strano vedere sulla lista dei partenti, visto che fino a qualche settimana fa stava occupando un ruolo di totale rispetto all'interno della formazione allenata da Claudio Ranieri. Tanti i dubbi, tante le perplessità per la gestione di questo Cagliari nel corso del mercato, un mercato che non ha dato niente a livello di entrate ai rossoblu, ma l'ha visto rescindere consensualmente il contratto di Capradossi, trovare una soluzione a Pereiro che si voleva mandare via a tutti i costi da anni, anche l'anno scorso nessuna praticamente occasione per quanto riguarda il campionato di Serie B, e intanto si sta lavorando anche per l'addio di Goldaniga, che oggi poi non è stato convocato vista l'imminente partenza, e non si capisce dove si vuole andare a tamponare e soprattutto con quali nomi, con quali giocatori, quali trattative magari in sordina stanno venendo portate avanti. C'è da dire che la luce prima o poi deve essere messa sopra queste trattative, visto che manca sempre poco alla chiusura del mercato. Al Cagliari servono totalmente dei rinforzi. Noi ci prendiamo un attimo di pausa per lasciare spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a commentare questo Cagliari Torino. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. Come sempre siamo qui a seguire il match del Cagliari oggi impegnato nella partita casalinga con il Torino. Il risultato, per chi si è appena collegato, non sorride ai rossoblù, che sono sotto di 2 reti contro la formazione granata e non stanno riuscendo a trovare quegli automatismi per attaccare in maniera consistente e pericolosa la porta difesa da Milinkovic-Savic, che per ora ha fatto davvero degli interventi di routine. L'unica vera grandissima occasione è quella del primo tempo, non sfruttata da Dianto, trovato molto bene con un cross sul secondo palo, un colpo di testa infelice a porta sguarnita non ha consentito al Cagliari di trovare il momentaneo pareggio, visto che si trovava in sotto di un solo gol al momento dell'occasione, e conseguentemente poi nel recupero del primo tempo è arrivata la seconda rete da parte del Torino. Intanto è cambiato il risultato in Germania tra Francoforte e Mainz. Dopo 73 minuti si è sbloccato il match con il vantaggio della squadra di casa. La rete di un ex marcatore di una finale di mondiali, ovvero Mario Götze, che decise quel mondiale della Germania nel 2014 grazie al gol contro l'Argentina nei tempi supplementari. Oggi invece va a marcare il vantaggio della sua formazione, il Frankfurt, contro il Mainz. Quindi quando ci troviamo a poco più di 10 minuti per quanto riguarda la partita di Bundesliga, il punteggio è stato indirizzato a favore della squadra di casa, punteggio che speriamo possa essere indirizzato in casa anche nella partita del Cagliari, che continua a avere difficoltà. Qualche minuto fa un calcio di punizione dall'out di sinistra, fallo di Bellanova su un giocatore del Cagliari che si stava muovendo in quella direzione. La punizione di Viola però non ha trovato nessuno al centro che potesse deviare in modo convincente di testa, e poi pericolo allontanato. Pericolo però è stato rinnovato qualche minuto dopo, stiamo parlando sempre di un minuto fa circa. Il cross di Viola, sempre della sinistra, servito dopo un fallo laterale. Bello lo stacco di Pavoletti, che ha cercato di incrociare la conclusione di testa per battere Milinkovic-Savic. La sua deviazione non è stata abbastanza angolata e potente per riuscire a superare l'estremo difensore della squadra allenata da Ivan Juric. Partita che, dobbiamo dire, continua a scorrere anche senza quella rabbia agonistica, almeno da parte del Cagliari, che ci si aspetterebbe in un'occasione così importante, in una giornata così importante, con un risultato così negativo. Cioè ci vuole davvero un cambio di rotta, soprattutto dal punto di vista mentale, per i rossoblù. Se è vero che Ranieri inizialmente ha messo i giocatori esterni per far sì che non avessero delle pressioni maggiori, vista l'importanza del match, ora invece si è deciso di affidare più a giocatori di cuore, ma anche in questo caso non si sta portando a casa quella grinta che ci si aspetterebbe da una squadra che in casa deve raccogliere dei punti fondamentali se vuole continuare a lottare nel suo percorso salvezza, un percorso che poteva essere migliorato decisamente nella scorsa partita contro il Frosinone, vista anche la situazione iniziale di vantaggio, ma che dopo la sconfitta, dopo i fatti della settimana, continua a non sorridere al Cagliari, che anche oggi sta subendo l'offensiva degli avversari, e la sta subendo senza riuscire a mettersi di traverso in maniera convincente quando poi gli ospiti cercano di attaccare. Qualche minuto or sono si è fatto male da solo, se non sbaglio, Ricci, con un appoggio a terra non eccelso, anche perché gli è arrivato semplicemente il pallone addosso col passaggio sbagliato di Makumbu. Un fastidio alla caviglia per il centrocampista autore del gol del 2-0 del Torino. Probabilmente una coincidenza sfortunata ha fatto sì che il giocatore subisse questo danno, anche perché era semplicemente un passaggio sbagliato da Makumbu, non c'è stato contatto tra i due giocatori. Ma Cagliari che comunque anche analizzando questa situazione continua a non avere quella tranquillità. Il passaggio, tra l'altro, è un passaggio rasoterra a 2 metri, senza grandi intenzioni di offendere, quindi anche questo fa notare quanto i rossoblù siano in difficoltà nel cercare di tessere delle trame offensive convincenti quando si va ad attaccare la retroguardia degli ospiti. Noi come sempre abbiamo la nostra guida al
campionato, che ci informa su tutto. Naturalmente anche i dati riguardanti le reti inviolate sono state prese dalla nostra guida al campionato, che ci fornisce sempre tante curiosità. Intanto il Cagliari ha cercato nei minuti scorsi di continuare la sua offensiva. Dobbiamo dire, almeno da questo punto di vista, un Torino un po' più attento, un po' più tranquillo nella gestione del pallone, che cerca di inibire semplicemente i rossoblù, e quando attacca cerca di farlo sfruttando l'estro dei suoi giocatori, senza portare poi effettivamente tanti uomini in avanti, anche vista la condizione di favore in cui si trova, il vantaggio di 2 reti che fino a questo momento fa vivere momenti tranquilli alla formazione allenata da Ivan Juric, che qualche minuto or sono è stato costretto a effettuare il primo cambio della sua partita, così come era stato costretto Ranieri nel corso del primo tempo. Ammonito Ricci intanto prima di uscire, poi è uscito a causa dell'infortunio per far spazio a Ginetis. Quindi queste le decisioni dell'allenatore Granata, e questa la prima mossa nella partita a scacchi, se così vogliamo dire, tra i due mister, e vedremo un po' se darà effettivamente un risultato positivo. Intanto qualche minuto fa ci ha provato addirittura da calcio d'angolo Viola, cercando di inquadrare il primo palo. Attento Milinkovic-Savic, che non si è fatto fregare e ha respinto in maniera convincente. Noi siamo arrivati al momento in cui affidiamo le nostre speranze alle emozioni che ci può ricordare Vittorio Sanna, e gli passiamo la linea proprio ora. Milinkovic-Savic, che ha ipotetizzato in questo caso Petagna, che si è presentato davanti a lui, tiro parato da Milinkovic-Savic, e Torino che tenta di ripartire con Vlasic. C'è il fallo di Prati, il calcio di punizione in favore della squadra granata. Non si riesce a trovare il gol, e se non trovi il gol non si riapre la partita. Il Torino va avanti con abbastanza tranquillità, anche se il Cagliari tenta di spingere con i giocatori che sono entrati, soprattutto con il maggiore potenziale offensivo rispetto a quello che aveva messo in campo all'inizio, perché per la squadra di adesso abbiamo dovuto levare un centrocampista e un difensore per mettere dentro un trequartista e un attaccante. Avanza il Torino con Rodriguez, il pallone viene servito lateralmente per Lazzaro ancora scambia con Sanabria, Lazzaro che poi imbecca Zapata, che si volta brillantemente, ma poi stavolta raddoppia Prati, ancora Prati che spinge avanti il pallone, chiude Linetti, il pallone ritorna nella zona di Sanabria, l'ultimo a toccare è Zappa, ma c'è la posizione regolare di Sanabria, quindi il calcio di punizione per il Cagliari. Lo stesso Zappa che va a battere, minuto numero 65, alza la testa Zappa, poi batte cercando lo stacco di Pavoletti, anticipato da Tameze, pallone recuperato da Macumbu che appoggia lateralmente per Azzi che controlla, appoggia ancora per Macumbu, si propone Azzi, il passaggio invece per Viola, il cross di Viola all'interno, Tameze che ribatte, il pallone ritorna nella zona di Rodriguez, lo attacca Viola, Rodriguez indietreggia, appoggia su Milinkovic-Savic che col sinistro va a rilanciare nella zona in cui c'è il colpo di testa in ribattuta ancora dei difensori del Cagliari, poi la palla viene fuori ancora da un nuvolo di avversari, è Zapata che lo osserva per Bellanova, la corsa di Bellanova che entra in area, Bellanova all'indietro, il liscio di Sanabria, arriva Lazzaro, la parata di scuffette, abbiamo rischiato il 3-0 e poi Nandez, la palla ancora servita a vantaggio di Macumbu che aspetta, non riesce a servire Viola, lo fa adesso. Parte il Cagliari, la controffensiva, Torino leggermente sbilanciato, è lento come un trattore, il pallone ancora a sinistra, dove c'è il passaggio verso il centro per Macumbu per Prati che potrebbe tirare, carica il destro centrale, peccato, centrale il tiro di Prati, la parata di Milinkovic-Savic, non ha esitato però in questo caso Prati a tentare il tiro, gli è capitata l'occasione e lo ha sfruttata, ma siamo lenti quando ripartiamo, non abbiamo un contropiedista, non abbiamo nessuno capace di trasformare l'azione difensiva in azione d'attacco. È pronto adesso Milinkovic-Savic al rinvio, mette giù il pallone dopo averlo tenuto a lungo in grembo e poi batte al di là della linea centrale del campo dove c'è Zapata che colpisce di testa, ancora lui, pallone allontanato da Zappa, poi l'intervento di Viola, il recupero di Bellanova, rimpallo che fornisce Macumbu, duello con Bellanova, il tocco, la palla recuperata per la rimessa laterale, affidata ad Azzi arriva, non sa chi dare, Pavoletti indietreggia, il tocco di Viola rende ad Azzi che tende a ripartire,
vede Dossena, infatti gli dà il pallone all'indietro, 66-19, il pallone per Zappa, seguiamo questa azione, si sovrappone Zappa a Nandez che tiene il peso di palla, Nandez che scarica ancora su Zappa che si accentra superando Lazzaro, dall'indietro per Prati, arriva Macumbu, il passaggio a sinistra per Azzi per Viola che può andare a crossare, finge il cross, poi lo effettua, rimpallo e calcio d'angolo per il Cagliari. 66-43, sempre 2-0 per il Torino, lì nello studio. E quindi Cagliari che ci prova in qualche modo, soprattutto con le situazioni da palla inattiva, vista l'attenzione del Torino quando cerca di attaccare in maniera diretta. Ci ha scritto il nostro Luigi al 340-5186-036, difesa inguardabile, centrocampo e attacco impalpabile. A Ranieri li voglio bene, ma non lo capisco più. Siamo d'accordo con te, Luigi, almeno per quanto mi riguarda è proprio non capire più quale sia la logica dietro certe scelte del nostro mister in più di un'occasione, e soprattutto nell'ultimo periodo non si sta capendo bene dove si vuole andare a parare, cosa si sta andando a cercare nelle formazioni messe in campo. Intanto cambia il risultato in campo internazionale, il raddoppio dell'Alaves in casa dell'Almeria, 2-0 degli ospiti che quindi si portano pericolosamente con un doppio vantaggio al 51esimo, il rigore di Rioja che quindi dà il 2-0 alla squadra azzurra. Intanto il calcio d'angolo di cui parlava Vito qualche minuto or sono è riuscito a staccare Dossena, purtroppo conclusione troppo spinta a terra e conseguentemente a ciò è andata a essere intercettata facilmente dal portiere Milinkovic Savic, che ha messo in calcio d'angolo ancora una volta. Scintille sempre qualche minuto fa tra Nandez e qualche componente della panchina del Torino, un Nandez che è davvero nervosissimo nei confronti, se non sbaglio dovrebbe essere un difensore dei Granata che lo sta disturbando, lo ha infastidito qualche minuto or sono, ma fatto sta che i nervi iniziano a scaldarsi. Nandez è anche capitano, ha protestato successivamente in maniera veramente veemente nei confronti del direttore di gara per il disturbo da parte del componente della panchina della squadra ospite. Il Cagliari intanto negli ultimi minuti ha battuto veramente tanti calci d'angolo, tante occasioni da palla inattiva, ma non è riuscito a sfruttarla a dovere. Riesce a svettare sugli avversari, ma non riesce a dare la giusta direzione, il giusto impatto alla palla per superare un Milinkovic Savic che fino a questo momento è stato davvero attento in quasi tutte le occasioni che gli sono capitate, che ha dovuto sventare. L'unica in cui aveva lasciato un po' a desiderare era stata l'occasione del primo tempo di Nandez, con l'uscita completamente sbagliata dal portiere fratello del ben più famoso Sergei. Nonostante ciò abbastanza tranquilla la serata per quanto riguarda l'estremo difensore Granata. Cambia il risultato in Francia perché al 56esimo prova a rifarsi sotto il Lione che stava perdendo in casa 3-0 contro il Rennes, con tutti i gol arrivati nel corso del primo tempo. Lione che invece trova la rete del 1-3 con Enrique, che quindi ridà speranza visto che manca ancora più di mezz'ora per la fine della partita in Ligue 1, a una squadra di casa che deve assolutamente trovare dei punti fondamentali per sviarsi un po' dalla zona più calda della classifica, purtroppo per il Lione dal punto più basso. Intanto Ranieri qualche minuto fa ha deciso di dare il tutto per tutto, di inserire le ultime due possibilità che poteva permettersi dentro la Padula e Augello per Azzi e Nandez. Quindi 3 punte di ruolo per il Cagliari da qui al termine della partita, da qualche minuto al termine della partita. La Padula, Pavoletti e Petagna in campo fino alla fine, con Augello che prende il posto di Azzi. Vedremo se potrà essere un fattore il giocatore ex Sampdoria, almeno dal punto di vista dei suggerimenti con il cross, essendo che comunque ha un piede delicato e rispetto a Paolo Azzi può crossare col sinistro sul fondo, mentre il giocatore
numero appena uscito appunto Azzi doveva sempre rientrare sul destro prima di andare a effettuare il cross. Qualche minuto fa anche un fallo di Vietesca un po' al limite, vista anche la munizione che ha rimediato nel corso della prima metà, ma effettivamente pericolosa l'intervento. Abbiamo rivisto anche qualche minuto or sono l'azione di cui ha parlato Vittorio, con la sgroppata di Bellanova che ha cercato di riformulare il gol e l'azione che va portata al gol dell'1-0. Ha cercato Sanabria al centro, il giocatore paraguayano non è stato abbastanza preciso e quindi ha lisciato la palla. Poi Lazzaro sul secondo palo ha avuto il tempo di mettersi bene il pallone, ma in quel momento Scuffè aveva già recuperato la posizione ed è riuscito a intervenire facilmente sul tiro del giocatore ospite. Cagliari che quindi come abbiamo detto tenta il tutto per tutto, si gioca 20 minuti, qualcosa in meno, più recupero, con 3 attaccanti di ruolo, con Viola dietro, e quindi sarà un tentativo di assedio da parte della squadra di Claudio Ranieri, che però deve stare comunque tanto attenta alle ripartenze degli ospiti, perché abbiamo visto che hanno giocatori di qualità che sanno velocizzare il fronte d'attacco e sanno riportare con facilità da una parte all'altra l'inerzia dell'azione, e poi soprattutto sono molto bravi quando si va all'1 contro 1 e si va a cercare di superare il diretto avversario. Arbitro che qualche minuto or sono ha fischiato un fallo al Torino abbastanza opinabile, se dobbiamo dire, e ha ammonito poi in maniera sbrigativa Viola con il cartellino giallo. Fallo di Lapadula su Linetti. Lapadula che è vero che prende il pallone, ma entra forse un po' in maniera esagerata, ma la palla comunque l'aveva presa. Il contrasto è duro, ma teoricamente per concedere anche una punizione da una posizione che non è scontata, una posizione davvero pericolosa, siamo circa un po' di poco fuori dall'area di rigore, con una posizione molto centrale, quindi con delle soluzioni che sono multiple per gli attaccanti offensivi. Poi arbitro è chiamato ad ammonire immediatamente Nicolas Viola, che quindi diventa il secondo nel registro dei cattivi per quanto riguarda il Cagliari, dopo il giallo rimediato da Vietesca nel corso del primo tempo. Invece Torino, che fino a questo momento non ha nessun giocatore su cui pesa la sanzione disciplinare, l'unico che l'aveva contratta era stato Ricci, che poi però è stato prontamente sostituito dopo l'infortunio dall'entrante Ginetis per la formazione ospite. Ginetis che qualche minuto fa, sulla posizione di cui vi abbiamo parlato, ha tentato un sinistro insidiosissimo che si è infranto di poco alto nella porta difesa da Scuffè, ma davvero altra occasione per la squadra ospite, che sta svolgendo un'ottima partita. Bisogna ammettere che il Torino sta giocando un'ottima partita, anche aiutato dal fatto che il Cagliari non stia dimostrando il valore di cui dovrebbe rendersi protagonista, vista anche, come detto, l'occasione particolare in cui questo match viene giocato in una settimana che rimarrà storica per tutta la storia del club sardo. Intanto abbiamo parlato del Lione in precedenza, vediamo velocemente come si dispone la classifica nella Liga francese, nella Ligue 1. Il PSG sta vincendo il campionato anche in questa stagione, 43 le lunghezze, secondo c'è il Nizza con 35, a seguire Brest con 34, Monaco 33, Lille 31, Reims a 29, Marsiglia a 28, che cerca di giocarsi il suo posto in Europa. In zona salvezza appunto Lione, Clermont e Lorient. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo rimanendo là, perché poi arriva Vittorio Assanna. A tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici.
Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario Dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite Super Sound. Si accorciano le distanze, 1-2 del Cagliari. Nicolas Viola porta più vicino la squadra rossoblu al Torino. Gran gol di Viola che con il sinistro è andato a costruirsi l'azione, è tornato indietro dall'out di destra e ha scaricato davvero un gol pregiato che è andato a infilarsi alle spalle di Milinkovic-Savic, un sinistro delicatissimo ma al contempo davvero bello che può riaccendere la scintilla per quanto riguarda la squadra rossoblu che ora dista solamente una lunghezza dal Torino che sta dominando questa partita, ma nonostante un dominio che è stato giusto fino a questo momento dobbiamo metterci di traverso, dobbiamo prenderci le cose immeritatamente, non importa, ma oggi vanno fatti i punti, vanno cercate assolutamente le forze per attaccare la squadra di Juric che si è dimostrata battibile, si è dimostrata fermabile e si è dimostrata colpibile, quindi questo deve essere il punto, la traccia da seguire per il resto della partita, che per 3 minuti andiamo a viverci attraverso la cronaca di Vittorio Sanna. E siamo al minuto numero 78, iniziato il 79esimo con il Cagliari che ha riaperto il match. Gran gol di Nicolas Viola che invece di battere l'angolo ha ricevuto il pallone, si è centrato col tiro a giro, ha trovato l'angolo lontano aggirando l'ostacolo Milinkovic-Savic e adesso Cagliari che può impostare con Vietesca il pallone per Zappa, insomma testa bassa, poca tecnica, poca tattica, tanto cuore nella speranza di poter agguantare il risultato. Il rilancio da parte del portiere nella zona in cui salta Pavoletti, il colpo di testa alle spalle, arriva la Padula, chiude Buongiorno, spazza via verso Lazzaro nel duello con Zappa, poi Prati, ancora Zappa che non colpisce il pallone, Lazzaro che è un po' come lui e poi alla fine in mezzo al campo Tameze per Zapata, il tocco per Vlasic che parte, Vlasic che semina Macumbu, da ancora verso Zapata, dall'altra parte il duello con Augello, il tocco all'indietro, arriva a sostegno Bellanova, palla sul destro di Bellanova, la palla che rasenta ancora una volta il palo alla destra del portiere. Tutto questo lo siamo a 10 minuti alla fine con il Cagliari che andrà alla rimessa dal fondo, già servito il pallone verso il Vietesca per cercare la Padula, sfila la palla, va Petagna, esce Milinkovic-Savic che colpisce la palla, la manda in fallo laterale dall'altra parte, la rimessa in gioco per i rossoblu, la effettua Augello nella corsia di sinistra, si sovrappone Viola, viene servito nel duello con Linetti, ancora Viola che protegge il pallone, si sovrappone Augello, Viola non riesce a servirlo, si accentra però e riesce a dare a Prati, da Prati a destra per Zappa che va a crossare verso Pavoletti, il colpo di testa, il pallone che si impenna, il colpo di testa all'indietro di Bellanova che ammorbidisce per il portiere Milinkovic-Savic, scocca così l'80° minuto, 10 alla fine più recupero, punteggio di 2-1 con il portiere Granata che tiene tra le mani il pallone molto più a lungo di quello che dovrebbe essere il tempo consentito, va a rilanciare una palla più alta che lunga nella zona di Tameze, il colpo di testa di Macumbu, il recupero di Buongiorno che accomoda il pallone, cerca Zapata che sposta Dossena, duello tra i due, ritorna Dossena, ancora Augello, raddoppia la marcatura, porta via il pallone, rimpallo con rimessa laterale per il Cagliari, si lotta su ogni pallone, palla per Macumbu che alza la testa, va ad allargare verso il centro dove c'è l'appoggio in direzione di Zappa a cercare Petagna nel duello con Rodriguez, Petagna che ritorna all'indietro ancora su Zappa che rilancia stavolta cercando Pavoletti, di petto Pavoletti su Macumbu all'indietro per Dossena, chiama palla a Viola
che ora è a destra, qui da quest'altra parte il controllo a liberarsi di Linetti, Viola che avanza, appoggia a destra per Zappa, il cross di Zappa, basta, palla Padula che non vi arriva, Buongiorno che lo ostacola, il pallone che finisce fuori, sarà rimessa per il Torino. Tutto questo quando è l'82esimo, abbiamo ripreso vita dopo il gol di Viola, c'è la speranza di poter agguantare il risultato che sembrava essere in freezer nel corso di tutta la partita, ci voleva il gol per riaprire tutto e ora c'è il cartellino giallo per Milinkovic-Savic che ha perso tempo, linea che va allo studio. E quindi anche ammonizione per il portiere, un dato importante visto anche la tendenza che avrà il Torino a cercare di perdere più tempo possibile nel utilizzare appunto ciò che resta per portarsi a casa la vittoria, visto anche la grande spinta che il Cagliari sta cercando di dare in questi minuti, un Cagliari che sta tirando fuori la testa, tirando fuori la grinta, risvegliato dal gran gol di Nicolas Viola, davvero a tu per tu con Rodriguez, lo sposta, tiene il confronto fisico e poi va col sinistro a cercare l'angolo lontano, trovando un gol davvero strepitoso che rende inutile qualsiasi intervento da parte di Milinkovic-Savic. Quindi, come ha detto Milinkovic-Savic, che è stato anche ammonito dall'arbitro qualche minuto or sono per la perdita di tempo nel rimettere in gioco il pallone, saranno dei minuti conclusivi di grande tensione in cui il Torino cercherà in tutti i modi di far passare il tempo nel cronometro, di portare a casa questi 3 punti che sarebbe la terza vittoria per i Granata in tutto il campionato, lontano dalle mura amiche, mentre il Cagliari deve cercare di ottenere dei punti che possono essere determinanti nella corsa salvezza in una sfida casalinga che poteva essere giocata assolutamente in maniera migliore, poteva trovare un confronto tra le due squadre molto più equilibrato, ma che non è stata interpretata nel modo giusto probabilmente sia da Ranieri sia dall'organico che è sceso in campo, perché poi come si è affrontato il match oggi è proprio ciò che non deve accadere quando si deve fare un percorso salvezza fondamentale. Qualche minuto fa è arrivato il giallo per un altro giocatore del Torino, e stavolta è un ruolo un po' più consistente in quello che manca nella trama che probabilmente avrà la partita da qua alla fine, perché Buongiorno è andato con la gamba alta sulla Padula, è arrivato il cartellino giallo e quindi ha ammonito il difensore della squadra ospite, che salterà tra l'altro il prossimo turno perché è diffidato, ma Nicolas Viola, anzi la Padula, si è preso una punizione davvero importante che il suo amico Nicolas Viola dovrà battere poi effettivamente, nella speranza che possa disegnare una traiettoria vincente. Ma Torino in questo momento, che sta subendo l'offensiva del Cagliari, anzi in questo momento negli ultimi minuti che sta subendo l'offensiva del Cagliari, si sta trovando in difficoltà nell'arginare anche il grande peso offensivo che la squadra iraniana ha messo in campo. Pensiamo che stiamo giocando con tre prime punte di ruolo, la Padula, Petagna e Pavoletti tutti insieme, più Viola dietro le punte a dare i suggerimenti, a cercare di imbeccare le azioni più offensive della squadra sarda. Una squadra sarda che deve cercare in tutti i modi di riaggiuffare il punteggio, deve farlo con la grinta che la contraddistingue, con gli uomini importanti da cui è formata, e quindi vedremo se sarà così. Intanto la punizione di qualche minuto fa di Viola battuta in modo troppo leggero dal giocatore del Cagliari, numero 10, e quindi pallone che è stato facilmente intercettato da Milinkovic-Savic. Ci sono state anche delle proteste per un contatto in area con Dossena e un difensore avversario, ma poi effettivamente l'arbitro non ha ritenuto ci fossero gli estremi per fischiare la massima punizione, quindi il calcio di rigore in favore del Cagliari. Il Cagliari che deve continuare su questa strada, un Cagliari che negli ultimi minuti attacca grintoso, non lascia nessun pallone agli avversari, ma cerca in ogni caso di andare a riprendersi la palla. Ha conquistato davvero tanti calci d'angolo nel corso di questa partita, e qualche minuto fa abbiamo visto un Prati che ha cercato di aizzare il pubblico, vista la voglia, la fiducia che sentono i giocatori rossoblù, che devono cercare in tutti i modi di riportarsi in pareggio in una partita che si era messa decisamente male nel corso del secondo tempo, ma che la grande rete di Nicolas Viola ha riaperto in modo
modo totale. Sul calcio d'angolo qualche minuto fa azione molto pericolosa, è andato al tiro Pavoletti dopo una palla rimpallata davanti alla porta di difesa da Milinkovic-Savic, ma la conclusione non è stata abbastanza felice. Ma dobbiamo dire un Cagliari che si sta dimostrando capace di mettere in difficoltà gli avversari, capace di mettere paura in questa parte finale, a sbagliare tra l'altro proprio Bellanova, che era stato uno degli uomini più rappresentativi, uno di quelli che stava facendo meglio nella formazione ospite. Bellanova che ha concesso poi al Cagliari il possesso, Cagliari che ha cercato di costruire al meglio. Sul calcio d'angolo ci ha provato Zappa a spizzare di testa per la Padula, purtroppo è arrivato male sul pallone la punta cagliaritana e conseguentemente a ciò non è riuscito a indirizzare nel modo giusto per battere l'estremo difensore avversario. Milan Juric qualche minuto fa ha deciso di utilizzare gli ultimi cambi che aveva a disposizione, fuori Zapata e Bellanova, che abbiamo visto in difficoltà soprattutto dal punto di vista difensivo, ma lo conoscevamo già questo aspetto del giocatore del Torino. Dentro Voivoda per Bellanova appunto e Pellegrini al posto di Zapata. Non cambia l'assetto di Juric che mantiene la sua filosofia di gioco, una filosofia che dobbiamo dire fino a questo momento gli ha dato ragione, visto che comunque il Torino sta conducendo una partita che ha giocato decisamente meglio rispetto al Cagliari. Vedremo se ne avrà ragione fino alla fine del tempo, se ci sarà l'occasione per i rossoblù di portare a casa dei punti fondamentali nei minuti che mancano al termine di un match davvero complicato che nella prima metà il Cagliari quasi non ha giocato e anche all'inizio della seconda ha faticato a interpretare nel modo giusto, fino a che non è arrivato poi la magia di Viola, la perla, la giocata a destro del singolo che ha ridato fiducia un po' a tutti e che negli ultimi minuti sta portando gli uomini allenati da Claudio Ranieri ad attaccare in maniera maggiore con una costanza superiore. Vedremo se tutto questo potrà poi portare effettivamente a un risultato che si tramuta naturalmente in punti salvezza. Ci auguriamo che sia così, ci auguriamo che ancora una volta i minuti finali possano regalare una gioia alla squadra allenata da Claudio Ranieri. Vediamo un po' di finali dei match finiti in giro per l'Europa prima di passare al collegamento con Vittorio Sanna, che tra pochissimo prenderà la linea per condurci nella fase finale di questo Cagliari-Torino. Vi ripeto, in Eredivisie lo Zwolle ha battuto il Vitesse per 1-0, è finito il match anche in Germania tra Frankfurt e Mainz, 1-0 dei padroni di casa, mentre per quanto riguarda il campionato di Serie B Catanzaro e Palermo si sono divisi la posta con un 1-1 che quindi lascia le cose invariate tra due squadre che praticamente restano appaiate in classifica. In Francia invece si gioca ancora, manca un quarto d'ora così come in Spagna, e il Lione ha segnato pochi minuti fa il gol del 2-3, quindi Lione che prova a riavvicinarsi al Rennes dopo essere stato in svantaggio di 3 reti nel corso del secondo tempo. La rete al 57esimo dell'1-3 di Enrique, adesso la Cassette, uno degli uomini più determinanti, anche simbolo della squadra francese negli ultimi anni, uno dei giocatori migliori usciti fuori dal Lione. La Cassette che quindi al 78esimo riavvicina la squadra di casa al pareggio, nella speranza di riuscire a riacciuffare un match che nel corso del primo tempo sembrava ormai compromesso a favore degli ospiti. Ci ricorda qualche partita, proprio quella del Cagliari, che si sta svolgendo in questo momento e che quindi sta andando verso la conclusione. Noi come sempre ci viviamo i momenti catartici, quelli finali, quelli più importanti, con la cronaca di Vittorio Sanna. E sta per iniziare il tempo di recupero, saranno 5 i minuti di recupero che iniziano in questo momento con il pallone tra le mani di Milinkovic-Savic, che ha appena domesticato un calcio di punizione di Viola. Porta a spasso il pallone Milinkovic, lo tiene sempre tra le mani, lo fa in modo indisturbato, al di là del cartellino giallo, calcia solamente ora al di là della linea esterna del campo, il colpo di testa di Dossena, la palla nella zona di Viola, ancora un colpo di testa, nuovamente Prati che interviene, calcia avanti la palla nella zona di Buongiorno che ribatte di testa nel duello con la Padula, e poi Augello per Viola, il controllo di Viola del duello, in questo caso non più con Linetti ma è un altro che è subentrato nel controllo del giocatore. Passaggio a destra nella zona di Zappa che va a cercare Pavoletti, è corto il passaggio, la palla è ribattuta, Vietesca, Prati ancora avanti per Petagna, la palla sfila sulla Padula, arriva
Buongiorno, prima di Pavoletti, porta fuori il pallone, rilancia nella zona in cui scatta Vlasic, in vantaggio Dossena. Vlasic però è più veloce, arriva prima di lui, ecco Vlasic che protegge dall'indietro in direzione del 27 Voivoda, il pallone è ancora giocato all'indietro a Pellegrini, ancora dentro per il movimento da parte di Voivoda, il cross basso, Pellegrini, gol. Il Torino chiude il match con Pellegrini che mette a segno sul cross di Voivoda, difesa di Burro che si conferma tale anche adesso, il gol è di Pellegrini sul cross da destra, chiuso il match 3-1. Arrivato il gol del Torino a spegnere l'ardore del Cagliari, sul cross da destra, veramente difesa che ancora una volta si è fatta battere facile a testimoniare che sono problemi seri, che non possiamo pensare di dare via i giocatori perché sono in scadenza di contratto, di quelli che stanno partendo ne avremo bisogno. Rivediamo un po' quello che è successo col pallone servito a destra, Voivoda che si infila, Makubu che non chiude, il solito ritardo in questo caso di Zappa, lo guarda Dossena, ma anche Dossena in questo caso si fida troppo di Zappa e alle sue spalle arriva per il gol ancora una volta Pellegrini che batte il Cagliari e porta sul 3-1 quando manca veramente pochissimo. Ora alla fine Pellegrini mette al sicuro il risultato. Si sta verificando la posizione di partenza di Voivoda, credo, perché qualche dubbio ce l'ho anche io sul primo passaggio, prima quando è partita l'azione di Voivoda, ho il sospetto che potesse essere, se non in fuorigioco, in dubbio fuorigioco, e infatti si sta verificando il possibile offside. Attenzione, è fuorigioco, si rimane sul 2-1, era fuorigioco di Voivoda come vi ho detto, e infatti il VAR ha detto questo e sarà calcio di punizione per il Cagliari. Attenzione perché adesso riparte il conteggio, dovrebbero essere nuovamente 3 o 4 minuti, il lancio avanti, la palla colpita di testa da Linetti, messa fuori area, inseguita da Tamese per Pellegrini, il controllo di Pellegrini che rende all'indietro, ancora il passaggio e la Padula che toglie palla, da ad Augello che avanza portando il pallone, il lancio è su Petagna, dentro l'area, troppo lungo per Petagna, Augello sbaglia e Milinkovic-Savic può andare a prendersi il pallone. Ora bisogna capire quanti saranno i minuti di recupero, di certo siamo nel quarto ed erano in totale 5, ma si è perso un po' di tempo per verificare la posizione irregolare di Voivoda in partenza. Ecco che Milinkovic-Savic continua a tenere il pallone, calcia ora con la palla al di là della linea centrale del campo, tenta di intervenire in questo caso Vlasic, l'ultimo tocco era di Vietesca, il passaggio per Scuffetti, ci si mette anche lui a calciare male, il pallone verso Lazzaro, va Viola a risolvere, il colpo di testa di Linetti, la palla in fallo laterale, la rimessa in gioco è per il Cagliari, 2 palloni in campo, può essere, attenzione perché Juric protesta, giallo per lui, non ho capito le ragioni della protesta di Juric, e il fatto che si perde ancora un po' di tempo. Batte Vietesca, pallone avanti nella zona di la Padula con Petagna che va a lottare, recupera il pallone, lotta con molti ma alla fine non riesce a venirne fuori. Vietesca, pallone ancora per Dossena, insiste il Cagliari in questo finale alla ricerca del pari, il tocco di Augello, all'indietro per Makumbu, avanti Makumbu, il solito lancio lungo dentro l'area, il colpo di testa di Rodriguez, la palla in fallo laterale, tutti avanti per questo finale, 94 e 52, la rimessa in gioco, batte Zappa per Makumbu che può crossare, finge il cross, poi da Zappa nel duello con Lazzaro, resiste dall'indietro per Vietesca dritto per dritto dentro l'area, un regalo anche in questo caso per il portiere Milinkovic-Savic. Siamo oltre il 95esimo, vediamo se ci sarà il tempo per un ulteriore attacco. Giocato malissimo questo pallone dal Cagliari perché chi doveva crossare ha scaricato al centro e chi era al centro non poteva fare certo un cross dai lati. E Milinkovic che rinvia, pallone al di là della linea del campo, cade ancora una volta nella zona di Vietesca che ribatte, poi ancora un pallone ribattuto con Scuffetti che può invitare tutti a salire alti. Ecco Scuffetti che spinge ancora, batte in questo momento cercando il salto di Pavoletti, passa dritto il pallone nella zona di Augello che entra in area, Augello, il cross basso, la Padula burato dall'intervento da parte del numero 15
Sazonov, c'è il tempo per l'angolo, angolo per il Cagliari, tutti avanti, vediamo se va anche Scuffette, è pronto Viola per la battuta, la rincorsa di Viola, l'arbitro che sta verificando che tutto sia a posto, parte il cross del Mucchio, salta Dossena e poi il salvataggio di Sazonov sulla linea, su un pallone che nessuno ha in modo determinato mandato verso la porta, forse ancora un cross con la palla per Augello per Macumbu che cross ancora dentro l'area, il colpo di testa, un secondo colpo di testa, poi la Padula che accende la mischia, alza e spazza via il Torino, ma c'è ancora Viola che può proporre un altro cross, nuova palla dentro, l'arbitro ha fermato tutto perché è finita, vediamo, non ho capito se ha fischiato la fine oppure se c'è qualcosa al VAR. Attenzione, potrebbe esserci qualcosa al VAR. No, ha fischiato la fine. Ha fischiato la fine in modo insolito, devo dire abbastanza insolito. Ha fischiato la fine, probabilmente prima ha verificato che fosse tutto a posto nell'azione precedente e poi ha fischiato la fine. Finisce 2-1 per il Torino con questo ultimo tentativo che è stato proprio colpo di testa. La Padula da un passo non è riuscito a mettere in rete. Incredibile. Non siamo riusciti a mettere in rete da un passo, la Padula ha controllato e Sazonov è riuscito ad arrivare prima di Vietesca e allontanare la minaccia. Sconfitti in casa contro il Torino in una serata particolare che non dimenticheremo certo per le emozioni, ma che dice anche, dobbiamo riprendere anche un pizzico di lucidità, che è quella sensazione di frattura, di difficoltà che il Cagliari stava dando è stata confermata quest'oggi, e anche quel senso di confusione, perché è vero che abbiamo poi inseguito il pareggio, ma come? Mettendo dentro 3 giocatori e giocando a garrattonera, si dice, come una volta si diceva, praticamente 3 giocatori avanti, 4 giocatori avanti e pallone avanti e pedalare, e neanche con grande stile, sperando nel rimpallo giusto. Questo non è il calcio che ci può chiaramente piacere, e non è il calcio che probabilmente in questo momento si vorrebbe fare. C'è qualcosa che non va, dobbiamo chiarirla, e soprattutto c'è qualcosa da chiarire nel giro di 30 secondi, perché il mercato finisce tra poco. Sono assolutamente d'accordo con te, Vitto. Un Cagliari che quindi raccoglie 0 punti nel match casalingo contro il Torino che raccoglie invece la terza vittoria della sua stagione in campionato, ma un Cagliari che oltre a essere sceso male in campo, perché così dobbiamo dire, un Torino che ha giocato una partita decisamente migliore, è stato anche assolutamente poco cinico nelle azioni avute, perché sia il colpo di testa di Yankto nel corso del primo tempo, ma anche questa azione di La Padula è incredibile, che il nostro attaccante non sia riuscito a metterla dentro con sta un passo alla porta completamente da solo. Vitto, purtroppo raccogliamo 0 da questa giornata, una giornata che era triste per altri motivi e che purtroppo non è stata aiutata dal risultato in campo. Bene, allora si vede chi saranno le persone sincere, perché dopo aver pianto tutti bisogna distinguere quelle che piangono perché credono nei valori di Riva e quelle che piangono ma credono in altri valori, e da oggi in poi saremo ancora più severi nel verificare chi crede nei valori di Gigi Riva e chi invece non ci crede e si è nascosto dietro la facciata, nascosto dietro falsi valori, perché Riva ai soldi ci ha rinunciato per riuscire a onorare la Sardegna. Vediamo quanti ce ne saranno in grado di poter fare una scelta di questo tipo e quanti faranno ragionamenti che non sono fondati sul vile denaro. Sono d'accordo con te, Vito. Prossima partita lunedì 5 febbraio con la Roma, prova ancora più difficile, dobbiamo andare a fare quello che non c'è ancora riuscito in trasferta contro una squadra in ripresa, ma a questo punto non si deve guardare in faccia a nessuno. Assolutamente no, bisogna tentare di vincere con tutti, ma l'abbiamo sempre detto. Sono preoccupato seriamente per quanto è scollato l'idea di Ranieri da quelle che sono le logiche, e di come queste idee illogiche, che molte volte sono state anche idee vincenti, si stiano rivelando idee perdenti, perché di fatto è questo. Bisogna capire un po' come porre rimedio, soprattutto perché oltre alle idee, oltre ai giocatori, c'è una rosa che si è addirittura indebolita in termini numerici e che sembra essersi indebolita
anche in termini qualitativi. Salutiamo Vittorio, lo ringraziamo per essere stato con noi. Intanto abbiamo visto le immagini dello stadio con una curva nord che nonostante il risultato continua a sostenere i giocatori in campo, i giocatori davvero delusi, e la preoccupazione sale. Vito, no, non proprio. Gli hanno fatto sentire un certo paragone, c'è un solo Gigi Riva, gli hanno cantato in faccia e non so quanto sia, insomma, io credo che invece sia un bel messaggio, quello che dicevo anche io. Ora bisogna vedere realmente quelli che credono nei valori di Gigi Riva e quelli che invece nei valori non ci credono e credono nel valore di altro, forse di più materiale. Sì, ci risentiamo quindi lunedì. Vito, grazie per essere stato con noi. Noi ringraziamo. Grazie a te Andrea, buona serata a tutti. Noi ringraziamo come sempre i nostri ascoltatori. Vi diamo appuntamento come detto al 5 febbraio alle 20:45 di lunedì per Roma-Cagliari. Io sono Andrea Sanna e io vi lascio ai programmi della nostra Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima